Ditemi voi se sta funzionando tutto. Sto aspettando il via libera dai tecnici per essere sicuro che tutto funzioni, specialmente il servizio traduzioni. Bene, dovremmo esserci e dico agli amici che stanno utilizzando il servizio traduzione se appunto tutto funziona. Bene. Intanto benvenuti a Palazzo Ferrofini, porto il saluto del Consiglio regionale del Veneto, dell'assessore alla sanità e ai servizi sociali Emanuele Lanzarin, che arriverà più tardi, e anche del Comitato delle Regioni di Bruxelles, del quale faccio parte. Un saluto particolare a Sylvie Carrega, l'amica Sylvie Carrega, presidente di Elisa, a Jean-Marc Strouillet, presidente del comitato direttivo di Elisa, e veramente un grande grazie e benvenuta a Renata Kamchaska, focal point delle Nazioni Unite sulla famiglia per lo sviluppo sociale inclusivo del Dipartimento Affari Economici e Sociali UNDESA, che ha voluto essere con noi finalmente qui in presenza a Venezia. Ci siamo visti sempre in giro per il mondo, ma appunto non ho mai avuto il piacere di riceverla qui a Venezia. Assieme a un altro grande amico di Elisa, Ignacio Socias, direttore della IFFD, Federazione Internazionale per lo Sviluppo della Famiglia, massimi responsabili delle Nazioni Unite al Consiglio d'Europa per quanto riguarda appunto intanto Jean-Max e Renate appunto che ci collegano in maniera costante e continua con le Nazioni Unite. Un grazie al Consiglio d'Europa, Assemblea delle ONG, Anne-Marie Chavaillon e Mathieu Rall. Scusate, la pronuncia non è il massimo per il mio francese. Siamo qui per confrontarci in un momento di svolta. Fra pochi mesi le elezioni europee porteranno al nuovo Parlamento dell'Unione Europea, che penso sarà un po' diverso rispetto all'attuale. Io credo che Elisa debba diventare interlocutore affidabile delle istituzioni comunitarie, non solo del nuovo Parlamento europeo e del Comitato delle Regioni, ma anche della Commissione europea. Grazie al lavoro di Sylvie Carrega e Jean-Marc Strouillet siamo pronti a fare un grande salto di qualità. Il nuovo ufficio di presidenza che definiremo dopo le elezioni europee deve essere all'altezza delle nuove sfide. Stiamo vivendo un cambiamento epocale che non ha pari nella storia dell'umanità. Il cambiamento climatico, la crisi demografica, l'intelligenza artificiale determineranno profondi mutamenti nei nostri modelli produttivi, economici e sociali. E non a caso i mutamenti in atto stanno consolidando nuovi equilibri geopolitici che vanno aprendo all'intera comunità internazionale scenari inediti, avviando una fase di profonda instabilità che non può essere affrontata né risolta attraverso le guerre. Tacciano le armi, si svuotino gli arsenali e si colmino i granai.
riprendendo qualcuno di più importante di me che qualche tempo fa disse queste parole. Il fronte ambientale e la lotta all'inquinamento pongono altre sfide su cui riflettere, ad iniziare dalla lotta agli sprechi. Ogni anno nell'Unione Europea vengono prodotti 60 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili, cifre terribili. Io stesso appunto come rapporteur del Comitato delle Regioni d'Europa sarò promotore ad aprile di un parere che verrà sottoposto alla Commissione sulle microplastiche per ridurre i rischi di inquinamento e gli sprechi di materia prima. Dobbiamo lavorare assieme per difendere il mondo agricolo perché attraverso questa difesa passa l'obiettivo della lotta alla fame. Lo scorso anno l'amico Piotr Kalbesky a Torun fu molto chiaro nello spiegare le ragioni dei produttori agricoli e le grandi difficoltà in cui si trovano purtroppo ancora oggi. Le tensioni del mondo agricolo che abbiamo visto nelle settimane scorse sono un campanello d'allarme per quanto sta avvenendo appunto in Europa. I piccoli e medi produttori, gli artigiani e gran parte del mondo agricolo in Europa stanno vivendo momenti di evidente difficoltà, mentre le maggiori multinazionali mondiali hanno trasferito nei paradisi fiscali nel solo 2022 circa 950 miliardi di euro, una cifra impressionante, l'equivalente al prodotto interno lordo di Danimarca e Belgio messi assieme, sottratta alla tassazione dei nostri paesi. Io credo che noi oggi si debba ribadire che l'unica strada possibile sia quella indicata dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con i suoi obiettivi che non perdono di attualità, anzi, possiamo ampliare la scadenza temporale spostando il confine al 2040, ma non possiamo modificare i goals, gli obiettivi previsti dall'agenda che deve essere posta in atto in concreto. Con la Carta di Venezia a cui Elisa aderisce, scritta nella prima stesura nel 2017 proprio in questo palazzo, vogliamo dimostrare come città e territori non aderiscono a parole all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ma lo fanno proprio nell'obiettivo 11 per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili. L'urbanizzazione è uno degli sviluppi più significativi del XXI secolo. Più della metà della popolazione mondiale oggi vive nelle città, con stime fino al 70% per il 2050. Le città sono motore delle economie locali e nazionali e rappresentano fulcro del benessere. Più dell'80% delle attività economiche globali è concentrato nei centri urbani. Le città hanno un'impronta ecologica enorme, consumano 3/4 delle risorse globali e sono responsabili del 75% delle emissioni di gas. Le città sono anche il concentrato di straordinarie tensioni sociali, sono il luogo dove combattere la fame e le povertà, le ingiustizie, le violenze verso i più deboli, iniziando dalle donne e bambine, i cui diritti sono spesso negati sino alle forme estreme di crudeltà. L'obiettivo 11 è ambizioso, ma dobbiamo coglierlo. Noi oggi siamo qui per questo, per aprire nuove strade di dialogo e rilanciare con forza la funzione delle Nazioni Unite, perché deve esistere un punto di incontro, equilibrio e sintesi. Tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro credo religioso, dalla loro etnia e dalle loro convinzioni politiche o scelte sessuali, indipendentemente dall'età o dalla condizione di disabilità, devono poter contare su reti pubbliche che garantiscano tenori di vita adeguati, diano sicurezza agli individui e alle famiglie anche in presenza di eventi naturali ed economici sfavorevoli di vario genere, consentendo a tutti i cittadini di usufruire di servizi fondamentali, quali l'istruzione, la sanità e l'assistenza sociale, un'alimentazione sana e nutriente, grazie a politiche pubbliche dirette a migliorare le condizioni di vita, la sicurezza fisica, patrimoniale ed economica dei cittadini e delle famiglie. Questo in estrema sintesi è l'impegno di Elisa, che deve sempre di più diventare sintesi e appunto
essere rete di supporto, ma anche soggetto propositivo e, come dicevo, interlocutore con le istituzioni internazionali, ad iniziare da quelle europee e dalle Nazioni Unite. Grazie per l'attenzione, grazie per il lavoro che faremo assieme in questi giorni e sono sicuro che appunto l'esempio di Elisan e l'attività che abbiamo fatto e che faremo nel prossimo futuro potrà essere veramente utile ai nostri cittadini. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Scusi. Chers amis européens et chers amis du monde entier, merci infiniment à tous et aussi aujourd'hui à toutes celles et ceux qui sont en ligne sur le réseau, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont connectées de différentes régions. C'est un plaisir de vous retrouver, de nous retrouver une fois de plus à Venise. Après la pandémie qui a frappé nos pays avec son cortège de difficultés sociales, économiques et même financières, voici que 2 guerres, en Ukraine et en Palestine, viennent percuter notre planète et mettre à mal les équilibres fondamentaux de l'humanité et aggraver la situation de nombreuses catégories sociales déjà en grande difficulté. Devant ce fléau, nous devons mesurer encore la gravité des conséquences et la durée de ces problématiques. Et nous devons nous retrouver dans l'action avec les collectivités de proximité qui constituent l'organisation de l'Europe, les communes, les départements, les régions, les provinces et les États régionaux des pays fédéraux. Plus que jamais en première ligne, nous devons protéger, accompagner, intégrer, défendre les peuples européens. Beaucoup de ces collectivités sont membres du réseau européen des politiques sociales Elisan que j'ai l'honneur de présider. Impliqués comme jamais dans l'histoire de l'humanité pour préserver l'intégrité des habitants dans leur cadre de vie européen, ces collectivités sont également un cercle de réflexion et de propositions pour l'Europe et le monde pour améliorer les conditions de vie des populations issues de tous les milieux. Pendant ces 2 journées, nous allons ensemble parler de projets, d'idées, d'actions qui visent à protéger durablement nos sociétés engagées dans une dynamique d'intégration. Ensemble, apprenons les uns des autres, imaginons et créons un monde pacifique où tous les humains trouveront leur place. Pour cette dernière ligne droite de mon mandat, je voudrais témoigner toute ma reconnaissance, tous mes remerciements et mon affection à Roberto Ciambetti et à son équipe, sans lesquels Elisan n'aurait pas atteint le niveau où il se trouve aujourd'hui. Merci Roberto. Merci au Conseil régional du Veneto et merci au Veneto. Merci à toutes celles et tous ceux qui, depuis des années, sont membres et partenaires d'Elisan. Votre mobilisation partout et tout le temps contribuera, j'en suis sûre, à un avenir meilleur.
Je voudrais également remercier Renata Kaczmarska. Merci à Manuela Lanzarin qui va nous rejoindre, ministre régionale des Affaires sociales. Merci à Annalisa Bisson, directrice des relations internationales. Merci à Spano Pierangelo, directeur des services sociaux. Merci au vice-président d'Elisanne. Et je voudrais souhaiter la bienvenue à Susana Camero Benitez, la deuxième vice-présidente du gouvernement de Valence et ministre régionale des services sociaux. Je ne voudrais pas terminer mes propos sans remercier du fond du cœur Antonio Franzin et Elena Curtopassi. Merci à tous et je vous souhaite de très bons travaux pendant ces 2 jours. Merci beaucoup. Alors, passage obligé d'un conseil d'administration et d'une assemblée générale. Là, je parle en tant que trésorier. Ah, d'accord. Alors, j'anticipais, je vais laisser la parole à Renata. Excusez-moi, Renata. Où est-elle? Allez. Je vais plus vite que la musique. Good morning, everyone. I'm so happy to be here. I wanted to thank all the organizers for this wonderful event, especially Signora Giambetti. I mean, we've met in different places around the world, as you said, but never here. So I really feel very honored to be here, finally, and really learn from you and your good practices and all the others from the Elisan Network, because this is what we, at the United Nations, that's what we want to hear, the good practices, so that we can include this information in our reports. We can spread the word about you and good practices, and then other countries maybe can follow other regions. So we really, this is our implementation work, because most of our work is really theoretical. It's advising government what to do on family policy development. But this is very practical, what we are doing here, so I really am very happy to be here to learn from all of you. So I was basically asked to talk a bit about the International Year of the Family and its 30th anniversary that we are observing. So first of all, thank you so much for organizing this meeting. That's also will cover the International Year of the Family plus 30. This is 2024 is a very important year for us because it's 30 years since we actually have the International Year of the Family. Every 10 years we have an anniversary observance, and we've done a lot of work this in preparation for this anniversary all around the world. We held expert group meetings in Europe, in Africa, in Asia, in Latin America. So we have a lot to share. We have a lot to digest. You can say we have a lot of recommendations from that. So let me just focus on a few things that we've done and why we have done it in this way. So we decided in preparation for this important anniversary, we decided to analyze megatrends and their impact on families. So what megatrends are we talking about? Megatrends in my Department of Economic and Social Affairs at United Nations, we have, this is a department that really takes care about social issues, economic issues. Am I speaking too fast? And environmental issues. So the DESA, the department, chose several megatrends, analysis of those trends as how they impact the world and what policies are needed to confront those challenges that these megatrends bring about. So we had the megatrends. They are the new technology trends, urbanization and migration, demographic change, and climate change. So all those
trends, why are they so important? Because they are omnipresent, they are well underway, they are interdependent, and they impact not only the people, but the planet. So these trends impact families in multiple ways. So they are both positive and negative. And in order to really analyze and approach them well and really make sure that families are protected from the negative aspects of the trends, but also they are empowered to harness the positive trends. So we started with new technologies. That was our in 2021. So we had, and that was a year, of course, as you remember, we were under COVID, and it was quite appropriate to start with new technologies at that time. So we've been living through the COVID-19 pandemic. There was a pivotal moment for societies. It became crystal clear that the world would grind to a standstill if not for the digital technologies that allowed us to work from home and communicate with extended families, shop online, etc. But we couldn't have made it without families, really. Helping the children to study at home, making sure they have access to technology. So we wouldn't have survived the COVID also without families. So to analyze digital technologies from a family perspective, it was especially important as this trend is very fast and has different consequences for different generations within the family, with children and youth dramatically affected. And parents often feeling helpless in dealing with fast technology changes, advancing, in their children's life. So from our research, we could see that parenting education, especially vis-a-vis new technologies, has become more important than ever. And parents needed guidance as how to tackle their children ever-increasing use of technology at home and at school. Another impact that we've observed, of course, was the work-family balance. So, as research demonstrated, in times of working at home, we have the encroachment of the family, the professional obligations on family life, because of the constant availability for telework, thanks to the new devices. So that's an issue that we have to be aware of and really train parents and employees with family responsibilities. How to deal with this issue. So moving on to mega trends of migration and urbanization, perhaps it's not well known that actually family migration is a very important component of overall migration, and we can divide this family migration into several categories: family formation, accompanying family, family reunification, and international adoption. So although the data on family migration is limited, we have availability of data that was, for example, in OECD countries, there's 41% of all permanent migration was family migration 2018, with around 2 million new migrants moving to OECD countries for family reasons. Family remittances are very important, especially for developing countries. Now, urbanization, this is where we come in with Veneto Declaration, all that the work that you do, this is really under urbanization, very rapid urbanization. And of course, positive trends, expanding families' access to employment, education. But if urbanization is not done in a sustainable way, it can lead to urban sprawl, inadequate living conditions, homelessness. That is why sustainable urbanization with family dance is indispensable if we are to have livable cities. So an important aspect of urban planning is the design of public spaces, especially green spaces, where generations can interact. And here, conscious urban planning in consultation with families and civil society organization is essential. Now, moving on to demographic change, there is no doubt that this trend affects families a lot, especially in terms of falling fertility rates in some regions, but also continuing high fertility in some other regions, especially adolescent fertility. So I have to say that this trend actually was the most, we can say, popular among the trends in terms of discussion. So when we ask other regions, what trend would you like to focus on for the preparations, and what's the trend that's most important for you? Actually, many regions told us, yes, demographic change. That's why we had European expert group meeting that was in Torun. Many of you were present, and we really focused on demographic change, challenges
challenges of long-term care in Europe, challenges of care for children. This is really an issue that is not only in actually Western world. We had an expert group meeting in Asia, and they are really concerned about very rapid aging. And in Asia they have the super old societies, like the percentage of the older persons, like the high age, is really concentrated in Asia. So we are not alone in this issue of long-term care, and it seems that no one is really prepared well to tackle this change, and it's only accelerating. So we gave a lot of actually recommendations from all this. We have a lot of resources online that you can check and maybe apply, and for different regions. So we are really proud that we achieved this, thanks to all the collaboration that we had. And just to mention, of course, our last mega trend is climate change. And actually, I will talk about this tomorrow in much larger way. But just what I want to say now is that climate change, that all the trends are interconnected. So in terms of climate change, it's really depends on technological change. So the technology has the potential to harness new sources of energy storage, carbon trapping, etc. With migration, the interlinkage is very clear as well, because a lot of migration is forced due to natural disasters brought about by climate change. With urbanization, very clear in Venice here, right? The cities are more and more impacted by environmental hazards, and there's more construction is being done in environmentally precarious areas. And especially vulnerable families are exposed to that because they live on the outskirts, or they live in areas where the natural disasters hit more easily or impact much easily. So climate change can affect cities' institutional capacities, exacerbate resource exploitation, environmental degradation, human activities, pollution, overuse of water, a lot of issues. With demographic change, there is no doubt growing population impacts climate change. But actually what we see is that where we have smaller families, where we have less fertility, actually those are the bigger polluters. So we cannot really link high fertility to problems with climate change, because it's actually those with low fertility countries that actually pollute more. So I just want to emphasize in conclusion that the analysis of the megatrends from family perspective is a missing link, really. What in our research, that's what they established. Families must be protected from some of the negative impacts of the trends. And we need more family-friendly policies, family-oriented policies, helping families with access to new technologies, adequate housing, social protection, support for care provision within family, helping families in times of natural and man-made disasters with mitigation and adaptation efforts. And even more importantly is to design policies that empower families, that, for instance, help them to be part of the circular economy, giving them incentives to do so, recycling, reusing, all those issues. And as someone mentioned, the agricultural issues here in Europe. Just to say, probably not too many people know, we are in the midst of the United Nations Decade for Family Farming. This is, I will mention this more tomorrow, but this is really important to help rural families to be nutritionally sustainable, and that's a global issue. And we can also limit rural to urban migration if we focus on this, on supporting local agriculture. As I try to demonstrate, focusing on megatrends from family perspective, investing in policies empowering families that can deal with the effects of megatrends, contribute to sustainable development, and require more attention from governments and other stakeholders. So I would like to thank again the Veneto Region Council and ELISA Network, and a special thanks really go to Antonio Francina and Elena Curtopassi, who was so excellent in organizing, communicating, making sure that we achieve this meeting and have all of you here. So I hope this year, as the anniversary year of the International of the Family, will give the new impetus to effective strategies helping families.
And I'm also sure we can learn from your experience, from Veneto region, from European Union, to Elisan Network, and all the good practices that we'll learn about from these today and tomorrow. So, and I'm sure we will continue our cooperation and beyond this point. And I just wanted to thank you for your commitment. It's really so wonderful to see all this work being done. And, I'm sure that your good practices are worth replicating in other parts of the world. And just thank you for your commitment to improve the well-being of families. Thank you so much. Grazie. Allez, là c'est vraiment mon tour. Est-ce que vous avez pu récupérer sur la table les comptes d'Elisan, puisque là, on est dans la phase... Est-ce que vous avez récupéré ce document sur la table? D'accord. Donc, nous procédons comme le veut les règlements européens en matière de fonctionnement d'une association. Nous allons voter sur les comptes de l'association et ensuite donner le quitus au trésorier de l'association que je suis. Donc, comme vous l'observez dans le document qui est à votre disposition, la situation patrimoniale du réseau européen des politiques sociales Elisan est sérieusement confortable, j'ai envie de dire. Je ne connais pas d'association européenne ou même nationale qui sont dans une situation financière aussi favorable. Donc, nous avons, en plus des cotisations qui sont versées par les adhérents de l'association, deux comptes, un compte italien Unicredit sur lequel, vous le constatez, il y a 32 989 € et un compte français, la Société Générale, qui dispose de 27 000 €. Donc, le total des disponibilités du réseau Elisan sont de 64 360,15 €. Vous avez la situation d'exploitation de l'exercice 2023 avec l'état des dépenses sur les déplacements, sur les prestations de services et sur les fournisseurs, pour un total de 6 316,26 €. Et puis vous avez le total des recettes qui, pour cette année, vu qu'il n'y a pas eu de financement européen comme l'année dernière par exemple, un total de recettes de 4 000 €, ce qui nous conduit vers un tout petit déficit que nous envient toutes les associations européennes que je connais. Donc, on a en 2023 un déficit de 2 316 €. Donc, conformément à la réglementation, je vais d'abord vous demander d'approuver les comptes. Donc, entre les personnes présentes et les personnes en ligne, le quorum est réuni. Donc, quelles sont les personnes qui sont contre l'approbation des comptes? Vous levez la main. Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Donc, les comptes sont approuvés à l'unanimité. Deuxièmement, comme les textes l'exigent, puisque Elisan est une association européenne, mais c'est une organisation non gouvernementale, mais de droit français. Donc, vous devez voter sur le quitus du trésorier, que je suis, pour encore quelques temps. Donc, quelles sont les personnes qui sont contre le quitus au trésorier? Quelles sont les personnes qui s'abstiennent? Donc, le quitus au trésorier, merci de votre confiance, est approuvé à l'unanimité. Voilà, on a passé les merci. Nous pouvons ensemble être satisfaits de la situation financière de cette association. Je le répète, pour connaître beaucoup d'associations nationales et européennes, elles aimeraient bien avoir la situation financière du réseau Elisan. Mais tout ça, c'est grâce à la combativité, à l'énergie déployée aussi bien par les membres de tous les pays que par l'équipe du Veneto qui met en œuvre tout un certain nombre de dispositions pour permettre à l'association de continuer son travail. Nous passons donc maintenant, c'est moi qui ai le bonheur de faire la transition, nous passons donc maintenant à la deuxième partie
de notre matinée en évoquant les priorités des membres du conseil d'administration en matière d'initiative et de suggestions pour le programme de travail 2024-2027, sachant que nous le savons tous, 2024 est une année qui est fortement marquée par les élections européennes, qui vont générer un certain nombre d'évolutions dans les majorités politiques de l'Europe, avec un certain nombre d'interrogations jusqu'au résultat des élections sur les priorités que se donnera l'Europe dans le prochain mandat. Donc, on va quand même, malgré ces élections européennes, réfléchir comme nous le faisons toujours, élaborer un programme de travail avec les délégations européennes et avec toujours la cheville ouvrière, une des chevilles, j'aime à le répéter, une cheville ouvrière très importante pour la coordination des travaux avec Elena Curtopassis et Antonio Franzina, sur qui on peut compter d'une façon extraordinaire. Donc je porte la première intervention sur cette question de nos priorités et de notre programme de travail pour 2024. Donc je m'exprime aujourd'hui au nom de Sylvie Carrega, au nom de Joëlle Martineau, qui est une vice-présidente d'Elisane, au nom d'Eliane Guigou, qui est membre du conseil d'administration Elisane et qui est vice-présidente de l'Union nationale des CCAS de France, et de Valérie Garino, qui est vice-présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Alors voilà ce que nous proposons, ce dont nous parlons, quelles sont les analyses qui vont fonder nos propositions et nos actions sous le thème de la viabilité et l'inclusion sociale avec 5 points clés. Les points marquants sont bâtir des sociétés plus inclusives, renforcer l'émancipation citoyenne et favoriser le développement de communautés plus résilientes et apaisées. Telle est l'orientation stratégique d'Elisane. Favoriser le développement de communautés plus résilientes et apaisées. La viabilité sociale, nous en conviendrons tous, consiste aussi à élargir la perspective de chaque individu aujourd'hui ou demain. De même que la viabilité économique et environnementale, elle était essentielle à la réduction de la pauvreté et à une prospérité partagée. Les événements de l'année écoulée, ça a été évoqué, la continuation, qu'on le veuille ou non, des effets de la pandémie, les 2 guerres qui frappent le monde, mais très, très proches, c'est à la fois dans l'Europe et pour la guerre en Palestine, très proche de l'Europe, ont plongé le monde dans des difficultés dramatiques qui sapent les efforts déployés pour réduire la pauvreté et promouvoir une croissance inclusive. Les effets de ces 2 guerres impactent grandement les pays européens et en particulier les pays frontaliers de l'Ukraine qui accueillent des immigrés en provenance d'Ukraine, ce qui pose des problèmes d'intégration, d'accompagnement, de formation. Et c'est un poids supplémentaire dans un contexte où il y a déjà des tas de publics qui sont en grande difficulté. Et maintenant, nous avons aussi l'arrivée de ressortissants palestiniens qui, par différents canaux, débarquent dans nos pays et viennent ajouter encore aux difficultés que les travailleurs sociaux ont pour intégrer durablement les populations qui sont sur leur territoire. Alors ces dernières années, nous le savons, la pandémie du Covid et son corollaire, la crise économique, ont mis à mal les progrès accomplis. C'est vrai qu'il y avait une dynamique sociale importante et beaucoup d'initiatives, bien souvent sur des propositions des communautés de proximité, des collectivités publiques de proximité. Et ce Covid est venu mettre en lumière un certain nombre d'illégalités et de phénomènes d'exclusion systémique tenaces qui sont aggravés, mais d'une façon impressionnante, en raison de ces difficultés liées aux 2 guerres dont on ne connaît pas l'issue et qui génèrent notamment des flux migratoires importants
et des difficultés relationnelles entre les pays de l'Europe. Et d'ailleurs, on est entre nous, hein, certains désaccords entre pays européens qui vont peut-être impacter les élections européennes qui arrivent. La guerre en Ukraine et les événements de Palestine ont aggravé et complexifié les difficultés, augmentation des demandes d'accueil, de domiciliation, d'hébergement et d'aide. Selon les prévisions, la crise pourrait plonger entre 73 et 117 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. Ancrez ce chiffre dans vos mémoires, entre 73 et 117 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté. La charge des collectivités publiques qui sont représentées et qui constituent la base des LISAN sont directement concernées. Les récentes manifestations contre le racisme et les discriminations persistantes soulignent aussi les obstacles structurels qui barrent les horizons et l'accès à la prospérité d'un grand nombre d'individus. La viabilité sociale, fait également référence à des sociétés inclusives et résilientes dans lesquelles les citoyens ont la voix au chapitre et où les gouvernements répondent à leurs attentes. Et là, mon regard se porte vers Ignacio Socias, qui nous parlera de façon très intéressante de ces questions. La viabilité sociale repose sur une société inclusive, juste et résiliente, où les citoyens ont voix au chapitre et où les gouvernants les écoutent et leur répondent. Pour que les citoyens aient voix au chapitre, il faut développer des programmes d'éducation qui leur permettent de s'exprimer, de comprendre les logiques institutionnelles. La viabilité sociale va de pair avec la viabilité économique et environnementale. Le sujet de l'environnement, de la protection de l'environnement est de plus en plus prégnant dans les questions d'inclusion sociale. Par le passé, l'accent a été mis sur la viabilité économique, puis sur les aspects environnementaux, en raison des inquiétudes grandissantes autour des changements climatiques et des pertes de biodiversité. Aujourd'hui, à Marseille, il fait 20 degrés. 20 degrés, on n'est pas encore à la mi-mars. Les températures sont exceptionnellement élevées. Alors, ceux qui sont dans le déni pour les problèmes climatiques doivent ouvrir les yeux et prendre les températures extérieures. Et donc, compte tenu de la prise de conscience puis aiguë des difficultés que représentent les situations de fragilité, les inégalités persistantes et les discriminations raciales, la viabilité sociale est reconnue comme un élément central de la croissance et de la réduction de la pauvreté. C'est le rôle primordial que jouent les collectivités politiques et les élus membres des LISAN. L'inclusion sociale consiste aussi à ouvrir des perspectives pour tous et à s'attaquer à des inégalités systémiques et profondément ancrées dans la société. Les discriminations et les exclusions persistantes qui frappent les plus marginalisés ont un coût élevé, tant pour les individus que pour l'économie. À l'échelle mondiale, on estime que la perte de richesse en capital humain due aux inégalités entre les sexes, parce que ça aussi, problème majeur, atteint 160 millions de milliards. 160 millions de milliards. Les personnes d'ascendance africaine, qui nous impactent de plus en plus fortement, puisque l'immigration africaine est de plus en plus importante en Europe et représente une charge financière de plus en plus lourde que les communes et les régions ainsi que les départements souhaitent assumer. Alors, ces communautés qui viennent de l'extérieur connaissent des niveaux de pauvreté supérieurs au reste de la population, jusqu'à 2,5 fois. Dans les pays en développement, 90% des enfants handicapés ne sont pas scolarisés. Et dans beaucoup de pays, il est extrêmement difficile de combattre l'exclusion, la discrimination et la violence à l'encontre des personnes LGBTI. Actuellement,
dans le monde, l'homosexualité est toujours considérée comme un crime dans 70 pays. Et dans certains pays européens, il y a des difficultés que vous connaissez, des difficultés d'acceptation et d'assimilation qui sont réelles. Elisanne et l'ensemble de ses membres s'attachent à favoriser en Europe l'accès de toutes les personnes marginalisées au marché, aux services et aux technologies, et à permettre leur pleine participation à la société. L'accès aux technologies qui nous posent à nous aussi des problèmes. Je me réfère au système de traduction aujourd'hui, où heureusement qu'il y a des gens qui nous accompagnent, parce qu'on serait en grande difficulté pour mettre en œuvre le système de traduction. L'émancipation citoyenne consiste à aider les individus à devenir les artisans de leurs propres solutions. Les projets que nous et nos partenaires et les membres d'Elisanne développons accordons une place centrale au développement piloté par la communauté. Ces programmes donnent aux populations locales les moyens de concevoir leurs propres solutions par le biais de la participation et de l'éducation, pour favoriser la croissance et la réduction de la pauvreté. Sans participation des communautés, les évolutions ne se feront pas et la réduction de la pauvreté ne se fera pas et la croissance ne se fera pas. Fondés sur des méthodes participatives et sur les valeurs propres à chaque communauté, ils améliorent les services collectifs et les infrastructures de base pour aider les habitants, les plus vulnérables, à réaliser leur potentiel et à élargir leurs moyens de subsistance. Ils renforcent également la capacité des membres et des responsables des communautés à exprimer leurs besoins et à travailler avec les autorités locales et régionales. Il est clair que toutes les crises qui se succèdent frappent de plein fouet les communautés de proximité, que sont les communes, les départements, les régions, parce que ce sont les responsables politiques qui sont les plus proches de la population, qui sont interpellés par les communautés en grande difficulté, et qui doivent assumer et qui doivent porter des réponses. Donc les communautés de proximité, qui constituent le sel et le contenu même d'Elisanne, sont les premiers impactés. C'est pour ça qu'ils sont une véritable force de responsabilité, mais aussi d'action et de proposition. Quatrième point, bâtir des sociétés résilientes suppose de travailler dans les environnements les plus fragiles et les plus complexes. L'enjeu est de permettre aux personnes vivant dans ces contextes difficiles de construire des foyers, des communautés solides, et j'ai envie de dire des communautés citoyennes, capables de résister aux divisions. On voit qu'il y a certaines religions qui vont à l'encontre de ces nécessités. Oui, il faut construire des foyers et des communautés solides capables de résister aux divisions. Il faut résister aux divisions. Et le rôle des communautés de proximité, c'est de résister à ces tentatives de division pour des raisons obscures, mais que nous connaissons tous. C'est pourquoi la majorité des opérations qu'Elisanne soutient se concentrent sur le renforcement de la cohésion sociale. Nous élargissons en outre notre champ d'action afin de mieux prendre en compte les dimensions sociales du changement climatique, on en a un peu parlé. Nous soutenons le suivi des projets, la prestation de services participatifs, les processus de consolidation de la paix et de réconciliation, ainsi que les interventions ciblées visant à résoudre la violence interpersonnelle. Nous avons notamment, ces dernières années, vous le savez, soutenu les initiatives pour lutter contre la violence envers les femmes. Enfin, dernier point, le cadre environnemental et social est un instrument essentiel de la viabilité sociale. La gestion des risques sociaux est un élément important qui a pris encore plus d'ampleur avec le nouveau cadre environnemental et social. Il renforce la protection des personnes et de l'environnement. Protéger l'environnement, c'est protéger les personnes. Développe les capacités des pays en matière de gestion sociale et environnementale et favorise des avancées majeures dans les domaines tels que la transparence, la responsabilité, la non-discrimination et la participation citoyenne. Nos experts et les experts des partenaires avec qui nous travaillons en permanence, Elisanne c'est un réseau, mais c'est un réseau au sein de multiples réseaux,
avec des experts et des partenaires très compétents. Certains sont présents dans la salle. Nos experts et les partenaires que nous accompagnons et soutenons travaillent sur des projets portant sur les questions sociales de premier plan, notamment sur l'autonomisation des femmes, la violence envers les femmes, les conditions de travail, l'inclusion des groupes défavorisés et vulnérables et la mobilisation des parties prenantes. Elisanne est partie intégrante des 3 principaux piliers de la viabilité sociale, l'inclusion, l'émancipation et la résilience. Merci de votre écoute. Et maintenant, je vais passer la parole à Susana Camarero Benítez, 2e vice-présidente du gouvernement de Valence et ministre régionale des services sociaux, égalité des chances et logement, qui est accompagnée de Maria José Rico Lorca. Mais je donne la parole à Susana Camarero. Merci. Muy buenos días a todas y a todos. Intentaré ir despacio para que la traducción pueda seguirme. Quiero agradecer, como no, la organización de esta asamblea y haber elegido un marco tan incomparable como esta sede del Consejo Regional del Véneto. Quiero agradecer a su presidente, al señor Roberto Ciambetti, tanto la presencia como habernos permitido celebrar la jornada esta mañana, también a Silvia, a Renata y a todos los participantes de la Asamblea Elisanne, a las autoridades que nos acompañáis, a todos, señoras y señores, muy buenos días. Y quiero iniciar esta intervención trasladando el compromiso del Gobierno de la Comunidad Valenciana con la red Elisanne. Hace poco más de 7 meses que fui elegida como vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda del Gobierno y presidenta del Instituto Valenciano de Servicios Sociales. Gracias, María José, a mi directora general, por haberme permitido también acompañarla y estar organizando con vosotros esta jornada. Y esto me permite formar parte de esta red y hacerlo como vicepresidenta y participar en esta asamblea. Todo ello es, sin duda, un auténtico honor. Hemos conocido, hemos trabajado en los 10 puntos que se recogen en la Declaración de Venecia y desde este primer minuto de mi intervención quiero mostrar la adhesión a la misma y el firme propósito de trabajar con todos los países que integramos esta red en el estudio, en la implementación de acciones que permitan la consecución de entornos comunitarios más sostenibles, más inclusivos, potenciando la salud, los hábitos de vida saludables, como se decía hace un momento, con los avances tecnológicos y el desarrollo adecuados que favorezcan al conjunto de la sociedad. El proyecto Ciudades Inclusivas y Familias Sostenibles, que nos reúne estos días, busca impulsar políticas transversales efectivas centradas en lograr el bienestar de las familias, a mejorar o destinadas a mejorar el desarrollo sostenible en un marco de transformaciones globales. Se hablaba de esas transformaciones que nos encontramos en los últimos tiempos, transformaciones que se producen en un contexto de profundos cambios geoestratégicos, como se decía, pero también de cambios educativos, sociales, tecnológicos, en el que el papel de las familias y de las políticas, por tanto, dirigidas a las familias, es fundamental para el progreso social desde una perspectiva nacional e internacional. Y en esa perspectiva, dentro de esa perspectiva y de ese marco de actuación, yo quiero trasladarles en esta intervención algunas reflexiones de cómo se están abordando esas necesidades de políticas familiares, de cómo estamos trabajando durante estos últimos meses desde el Gobierno valenciano para apoyar a las familias. Porque nosotros consideramos, igual que todos ustedes, que la familia es el eje central de nuestra sociedad, es la principal referencia para el diseño y el impulso de nuevas políticas que contribuyan a hacer países, comunidades más justas, más solidarias, más cohesionadas. Unas políticas que requieren
evidentemente inversión, pero que requieren también compromiso y requieren decisiones políticas. Requieren poner blanco sobre negro y requieren ejecutar acciones concretas, y algunas de ellas les quiero comentar hoy. Por ejemplo, estamos poniendo en marcha desde la Comunidad Valenciana la gratuidad en la educación de 0 a 3 años en nuestros jóvenes, en nuestros niños, medidas para la promoción de la conciliación de la vida familiar, laboral, personal y de la corresponsabilidad con las empresas, medidas que tienen que contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres. También se hablaba de ello en las intervenciones que me han precedido. Hemos ya puesto en marcha una reducción del 50% en el abono del transporte, otra de las políticas que tienen que ver con la familia. Importantes deducciones fiscales para gastos relacionados con la salud de nuestras familias, o la reducción de impuestos en la compra de viviendas por parte de colectivos vulnerables. Y cuando hablamos de colectivos vulnerables hablamos de jóvenes, hablamos de personas con discapacidad, hablamos de familias con hijos. Y yo quiero centrarme en la política de vivienda. Cuando he dicho que soy la ministra regional de Política Social, de Igualdad y de Vivienda, es que desde el Gobierno valenciano consideramos que la vivienda tiene que estar dentro de la política social, porque la vivienda es un derecho de las familias y porque la vivienda se ha convertido en los últimos tiempos, al menos en España y en mi región, en mi comunidad autónoma, se ha convertido en un sistema, en una vulnerabilidad para las familias. Los precios de la vivienda, tanto del alquiler como de la compra, han crecido en los últimos años de tal forma que hoy familias de clase media, hasta hace muy pocas fechas, se han convertido en familias vulnerables por la vivienda. Y por lo tanto hemos priorizado las políticas de vivienda desde el Gobierno valenciano, dándole el lugar que le corresponde para evitar que estas familias de clase media se conviertan en familias vulnerables por culpa de los precios del alquiler. El presidente de la Comunidad Valenciana ha denominado esta como la legislatura de la vivienda, porque es una política prioritaria que tiene que atender de una forma especial, con una mirada y con una sensibilidad especial a los más jóvenes y a las familias más jóvenes, porque queremos que los jóvenes se puedan emancipar, porque queremos que los jóvenes puedan formar una familia, porque queremos con ello luchar contra el reto demográfico, que es una de las cuestiones que más nos preocupan también en los últimos tiempos. Por eso, la explicación y la justificación de que la vivienda esté dentro de la política que desarrolla mi responsabilidad, mi consellería. Y tenemos claro, desde la Generalitat Valenciana, consideramos que es imprescindible trabajar por el bienestar y la calidad de vida de las familias. Y hablo de las familias en plural, como debe ser, haciendo referencia a todo tipo de familia. Y además haciéndolo de una forma transversal, sumando todas las políticas que implementan los distintos departamentos de los distintos gobiernos, centrándolos todos en materia de familia. Porque lo dice la Declaración de Venecia y porque somos conscientes todos y todas las que aquí estamos de que los problemas de familia tienen que ver con la educación, tienen que ver con la sanidad, tienen que ver con la vivienda, con el medio ambiente, con las políticas de cuidados, con la seguridad, con los transportes, con las políticas económicas y laborales, es decir, con todas y cada una de las cuestiones que afectan a la gestión pública. Pero además requiere de una política coordinada entre todas las administraciones, entre todas las capas transversalmente de un gobierno, pero también entre las distintas capas verticales de los gobiernos. La administración local, la administración autonómica, la administración nacional y, cómo no, y cada vez más, porque cada vez más son las directivas europeas que nos implican y que nos marcan las políticas a desarrollar, esa mirada a la política nacional y a la política internacional y a la política europea. Y en esta coordinación es imprescindible
también, y no podemos dejarlo al margen, es imprescindible una escucha activa con las entidades, con los organismos representantes del tejido social y familiar, con ese tercer sector con el que trabajamos diariamente para implementar las mejores políticas sociales, las mejores políticas destinadas a la familia. Y solo considerando la familia como una política transversal, podemos llegar a acertar con las decisiones y poner en marcha esas políticas útiles, esas políticas efectivas que afectan a las familias. Que les afecta desde el punto de vista de qué materias, qué cuestiones estamos trabajando, como decía anteriormente, es decir, desde la política transversal de una misma administración, de un mismo gobierno, pero también quién es el responsable de dar la respuesta adecuada a las necesidades cada vez más crecientes de nuestras familias. Y por ello, insisto también en ese trabajo coordinado de las distintas administraciones. Así, desde el departamento que yo dirijo en el Gobierno valenciano, tengo la responsabilidad de esa política transversal de gestión de la política de familia. También por eso la política de familia, la política de igualdad, la política social está dentro de la vicepresidencia, que es la responsable, que es mi responsabilidad también, de la política transversal del Gobierno y de esta política de unir y de sumar lo que hace el resto de mis compañeros en sus distintos departamentos. Y gestionar las políticas dirigidas a la familia es hacerlo también, cuando hablamos de las políticas de familia, también es hacerlo sobre las cuestiones que afectan a todos y cada uno de los miembros que componen una familia. Por lo tanto, también bajo el paraguas de mi departamento están las políticas de infancia y adolescencia, las políticas de juventud, las políticas de mayores, las políticas de personas con discapacidad o de igualdad o diversidad sexual, con todos los problemas que también tienen las personas LGTBI, como se ha dicho anteriormente. Desarrollamos proyectos específicos para atender las necesidades básicas de las familias en general, pero evidentemente tenemos una mirada especial para aquellas situaciones de vulnerabilidad o de riesgo de exclusión social. También una mirada especial a las familias monoparentales, que también han crecido mucho en los últimos tiempos, en las familias numerosas que han sido abandonadas, en el caso de la Comunidad Valenciana también en los últimos tiempos, o de las familias migrantes, atendiendo a esos nuevos modelos de familias y sus necesidades, con políticas que garanticen sus derechos y que eliminen las prácticas discriminatorias. Por tanto, las familias se sitúan en el centro de la vida social y es deber de los poderes públicos velar por el bienestar de sus miembros, por la educación y la socialización de jóvenes y menores, por la atención y los cuidados de los más vulnerables, de personas con discapacidad, de mayores, de personas también con enfermedades mentales. Por ello también no solamente hay que contar qué se está haciendo, no solamente hay que tener un compromiso con las políticas a desarrollar, sino que este compromiso se tiene que ver reflejado en los presupuestos que cada gobierno destina a estas políticas. Y hace 7 meses les decía que llevamos en el Gobierno, hace ya algunos meses que aprobamos los nuevos presupuestos y en esos presupuestos se ven reflejada ese compromiso con las políticas de familia. El 83% del gasto de los presupuestos de la Comunidad Valenciana van destinado a gasto social. Por lo tanto, van destinado a aquellas políticas de sanidad, de educación, de política social, de vivienda, que impactan directamente sobre las familias, porque no podemos trabajar adecuadamente si no tenemos los recursos económicos adecuados para atender estas necesidades, para garantizar una atención sociosanitaria de calidad, equitativa e igual para todas las personas, especialmente para los más vulnerables. Y para poder garantizar la atención adecuada, además, contamos en la Comunidad Valenciana con un importante número de centros
dentro de esta responsabilidad que tenemos tanto desde el Instituto Valenciano de Servicios Sociales como desde la propia Consellería. Centros de día, residencias, centros ocupacionales, viviendas tuteladas, casas de acogida, servicios de atención temprana, viviendas para víctimas de violencia de género y un sinfín de infraestructuras también para cubrir las necesidades de todas estas personas. Necesidades para personas con discapacidad, para personas mayores en situación de dependencia o con movilidad reducida, para personas con daño cerebral adquirido, con enfermedad mental crónica, para menores tutelados, asegurándoles a través de estos recursos una atención integral y especializada a través de programas que favorezcan su autonomía y su desarrollo personal y que promuevan su plena integración en la comunidad, así como su participación en un entorno social más cercano. Y si el concepto de familia nos reúne hoy aquí, es importante también resaltar cuando hablamos de la familia, del acompañamiento y la participación que en estos centros, pero en general en las políticas que desarrollamos, se ofrece a las personas, a las familias de las personas usuarias de estos centros. Es decir, no solamente debemos cuidar a quien recibe la prestación, sino también debemos cuidar a su círculo familiar, sus padres, hermanos, hijos, allegados. Un trabajo integral que requiere vocación, pero también que requiere formación permanente, requiere herramientas, requiere los equipos necesarios para desarrollar adecuadamente esta función. Y les he contado algunas de las cuestiones que se ciñen, que se centran en el ámbito de la responsabilidad del Gobierno valenciano, pero hay otras iniciativas que no desarrollamos solos, sino en esa coordinación y cooperación con otras entidades. Participamos en distintas iniciativas de la convocatoria Erasmus+, con entidades sociales, con instituciones, con organismos de distintos países de la Unión Europea, como Italia, Portugal, Bélgica, Noruega, Bulgaria, Chipre, Grecia o Eslovenia, mediante 5 proyectos europeos, el Selfin, el Movit, ResilCare, Tetras o acreditación Erasmus, que tienen como finalidad el abordaje de muchos de estos puntos que vemos además integrados en la Declaración de Venecia. La formación y la educación, las nuevas tecnologías, el bienestar, el cuidado de la salud, el ocio y el tiempo libre, la accesibilidad, con el objetivo de lograr unas comunidades más saludables, inclusivas y sostenibles. Y decía antes que las políticas de familia requieren un trabajo coordinado en el que todos los departamentos cuentan, todos los departamentos del Gobierno valenciano. Y en ese trabajo coordinado, desde el principio de la legislatura, pusimos en marcha una comisión que se ha traducido en un plan de salud mental entre las consellerías, los ministerios regionales de Sanidad, de Educación y de Política Social, porque quisimos poner de relieve la importancia que la salud mental tiene hoy en las políticas públicas, que debe tener en las políticas públicas. Aprobamos, como digo, hace unos meses un plan de salud mental que pone de relieve la importancia de una cuestión que no deja de crecer entre la población en los últimos tiempos. Especialmente nos preocupa el crecimiento de los problemas de salud mental entre nuestros jóvenes y por ello estamos abordándoles de forma prioritaria, con una implicación, una respuesta inmediata por parte de los poderes públicos y del nuevo Gobierno valenciano. Para acabar, me sumo a las palabras que decía antes el presidente del Consejo Regional, cuando decía que tenemos que seguir buscando nuevos caminos de diálogo y de entendimiento. Quiero reiterar la importancia de promover la colaboración entre las distintas regiones europeas para reforzar las políticas sociales centradas en las personas y sus familias y primar entre nuestros objetivos la atención de las demandas y necesidades de aquellos que se encuentran o están en riesgo de vulnerabilidad. Tenemos que continuar sumando esfuerzos desde el diálogo y la cooperación entre asociaciones, entidades, distintas administraciones y también instituciones europeas. Es necesario, y también se ha dicho anteriormente, compartir modelos culturales, compartir experiencias, compartir buenas prácticas en el sector que contribuyan a fomentar el aprendizaje mutuo y que generen futuros proyectos para seguir evolucionando hacia una sociedad más humana, hacia una sociedad más sostenible.
Este nuevo encuentro al que nos unimos este Gobierno por primera vez nos permite ampliar conocimientos, evaluar la experiencia acumulada de países participantes en la aplicación de políticas orientadas a las familias e intercambiar dichas experiencias. Pero también nos permite la posibilidad de perfilar futuras líneas de acción que consideren la diversidad de situaciones, las transformaciones sociales por las que atraviesan las familias en un contexto de cambio, de modernización, de globalización. En nombre de mi presidente, del presidente de la Comunidad Valenciana, de Carlos Mazón, y en el mío propio como vicepresidenta, no quiero finalizar mi intervención sin invitarles a todos ustedes a participar en un próximo foro de esta red que nos gustaría, tendríamos mucho gusto en que se celebrase en la Comunidad Valenciana, con el firme compromiso de continuar trabajando en la sostenibilidad social y en los que podremos dar a conocer los resultados de la colaboración entre los gobiernos regionales y locales que formamos parte de la red Elisan. Muchísimas gracias. Merci Madame. Je donne la parole à Gianna Zamaro, directeur à la santé, aux affaires sociales et au handicap, région autonome du Friuli Venezia Giulia. Chiedevo se parlare in inglese o in italiano, ma mi hanno detto come voglio, quindi siamo a Venezia, parlerò in italiano. Allora, mi facciano cenno i traduttori se vado troppo veloce. Siccome qui c'è scritto che si devono dare dei suggerimenti rispetto a quello che sarà il programma 22-24, allora questo un po' mi stuzzica nel dire che ovviamente noi siamo qui per la valorizzazione, perché crediamo nella famiglia come un nucleo fondamentale di una società. E quando uno crede nella famiglia, crede assolutamente nella persona, nella dignità della persona, in tutto il suo arco della vita. Per quanto riguarda la nostra regione, che è una regione autonoma, a statuto speciale, sia la parte sociale che la parte che riguarda la disabilità, l'associazionismo e la salute, la sanità, vengono finanziate solo con soldi regionali. E quindi la nostra, diciamo così, il nostro focus è assolutamente su questo, sulla famiglia e sulla salute, ancor più che sulla sanità. Sul fatto che noi abbiamo, come si diceva e come dicevano i relatori precedentemente, un'Europa che invecchia, ma noi abbiamo un'Italia, ma la nostra regione, dopo la Liguria, è la regione più vecchia. Abbiamo una decrescita tremenda e abbiamo assolutamente una denatalità molto importante. Ed è proprio per questo che la famiglia in questo momento per noi più che sempre è importante. Perché la famiglia fa rete, la famiglia accoglie, la famiglia aiuta e quindi riesce in qualche modo a supportare e a rendere resiliente un tessuto sociale. Quindi sulla resilienza e sulla intergenerazionalità, cioè la capacità di far interagire l'anziano con le persone più giovani, il tramandare la cultura, quelle che sono le tradizioni, sono cose molto importanti che rendono più coesa chiaramente la società. Siamo molto, ma molto così focalizzati sulla vulnerabilità e certamente anche sulla vulnerabilità degli anziani, per esempio, e stiamo monitorando assieme alle famiglie e assieme anche ai servizi sociali e sanitari un po' quello che è il percorso anche della persona anziana, perché sappiamo che al di là dell'aspettativa di vita che è aumentata dappertutto per le condizioni, diciamo, che sono migliorate, per il progresso eccetera, noi abbiamo però ancora un'importante quota di vita che diciamo specialmente nell'ultimo periodo non è assolutamente buona
E quindi su quello noi ci stiamo focalizzando, quindi sulla vulnerabilità, sulla presa in carico. Siamo contro l'istituzionalizzazione e premiamo tutti quelli che sono dei progetti e le famiglie che noi chiamiamo caregiver, in senso così anche lato se vogliamo, perché abbiamo anche una legge nostra sul caregiver, e li premiamo perché siamo sicuri e li finanziamo perché questo continua a mantenere la persona nel suo ambiente. E questo per noi è una cosa estremamente importante. Io credo che questa sia uno degli aspetti che proporrei, nel senso che appunto questo rendere questa rete sociale importante, ma la si rende attraverso, come si diceva prima, come ho ascoltato, molti attori, attraverso un'integrazione. È una cosa difficilissima l'integrazione in realtà, se la andiamo a vedere, perché un po' tutti sono prime donne, però l'integrazione è importante. Sappiamo anche che solo l'istituzione non riesce assolutamente a soddisfare quelli che sono i bisogni di un tessuto sociale e familiari, e sappiamo che, come è stato detto dalla relatrice precedente, l'associazionismo, il terzo settore, le NGOs, come le volete chiamare, per noi sono importanti. Noi abbiamo 1200 organizzazioni di volontariato e fondazioni, e abbiamo iniziato a lavorare moltissimo con loro per quanto riguarda una coprogettazione di progetti di vita all'interno delle famiglie, che poi diventa anche coprogrammazione e cogestione. Stiamo sviluppando quello che è la possibilità appunto dell'abitare inclusivo, e quindi sempre all'interno di un nucleo. E laddove non c'è un nucleo familiare, cerchiamo di avere dei nuclei, tra virgolette, o parentali oppure amicali, che riescano, diciamo, a sostenere. Devo dire che ho sentito parlare anche del discorso come si dice, della tecnologia. La tecnologia per noi è importante, ma è importante per tutti. Noi abbiamo molte valli montane, diciamo, che sono spopolate, che sono difficili da raggiungere, e qui la tecnologia ci aiuta sia i giovani e aiuta sia gli anziani. È chiaro però che anche la tecnologia va mediata e va assolutamente prudentemente introdotta, specialmente nei ragazzi e nei bambini, perché altrimenti crea tutte quelle come posso dire, controindicazioni, no? Che di fatto poi abbiamo visto anche con il Covid. E soprattutto dobbiamo focalizzarci per evitare la solitudine. La solitudine è un altro percorso che crea assolutamente depressione, crea sicuramente dipendenza, crea dei disagi per quanto riguarda proprio il tessuto sociale. Quindi anche in tutte quelle manifestazioni che sono adesso, guardo il campo medico, la telemedicina, il teleconsulto, tutto quello che volete, ma voglio dire, la presenza dell'uomo non verrà mai sostituita, il calore non verrà mai sostituito. Questi sono degli strumenti che noi abbiamo, che devono essere assolutamente presi con le dovute cautele. Ecco, vengo all'intelligenza artificiale, a tutti i pro, la parte generativa, la parte predittiva, ma vengo anche alla parte etica. Ecco, allora anche di questo ci stiamo occupando, e avremo un grosso convegno diciamo a fine giugno con ospiti sia nazionali che internazionali rispetto a questo argomento e rispetto alle varie, diciamo, tipologie, no? Nei bambini, nei ragazzi, piuttosto che negli adulti e negli anziani. Credo anche che almeno noi lo pensiamo, e abbiamo un progetto che cui sono molto legata, c'è qui anche la dottoressa Sandrin che lo sta portando avanti, che è un progetto che in realtà è un progetto sul movimento, ma non è solo il movimento, include, come sentirete dopo, un sacco di altre, diciamo, punti collaterali che creano aggregazione.
creano aggregazione all'interno dei paesi, all'interno dei gruppi delle città, dei distretti, che non è una cosa semplice. E allora mi viene in mente, perché io anche poi collaboro con l'OMS, che quando si dice che una città è a prova di bambino, è a prova di adulto, è a prova di persone con disabilità e di anziani, è una città che è accogliente, cioè che si crea un friendly environment per chi? Per le famiglie che noi diciamo ospitiamo nelle nostre città. Ed è chiaro che secondo me anche al di là di quelli che sono i processi climatici e tutto quello, le ondate di calore, tutte le inondazioni che sono all'ordine del giorno, le abbiamo subite anche noi nella nostra regione, ma anche più prepotentemente nelle altre nostre regioni limitrofe, ma dobbiamo anche dire che noi dobbiamo rendere le persone resilienti, perché questa è la vera scommessa. Il challenge è la resilienza e la sostenibilità, ma non solamente economica. Cioè noi dobbiamo tornare a creare un ambiente che sia un ambiente vivibile per le famiglie, un ambiente vivibile per le persone e che dia i propri frutti. In questo senso i profili e i piani di salute ci aiutano. Perché? Perché sono processi partecipativi che sono importantissimi, che prevedono anche la voce, dobbiamo ascoltare la voce anche delle persone e non solamente dei gruppi tecnici piuttosto che della parte politica. E l'aver essere riusciti ad integrare nelle agende dei nostri politici, dei sindaci, ma anche adesso a livello della nostra, diciamo, della nostra regione, della nostra giunta e presidenza, quello che sono quella che è la promozione della salute e la focalizzazione poi di tutto un percorso della vita, cioè quindi focalizzarci verso appunto le nascite, verso i bimbi, i progetti con la scuola, i progetti diciamo così molto come si dice, partecipati e molto integrati, i progetti ovviamente per le persone adulte con disagio, perché anche quelli ce l'abbiamo, anche noi abbiamo una grossa rete, ricordo appunto Franco Basaglia, quindi noi abbiamo una grossa esperienza rispetto a quella che è la parte diciamo della promozione della salute mentale, che non necessariamente è psichiatria o è malattia, no? Come voi sapete. E quindi anche nel disagio, e noi cerchiamo costantemente di mirare quelli che sono i nostri obiettivi rispetto alla persona e quindi a chi sta intorno alla persona, che è la famiglia. L'altra cosa che volevo dirvi, perché è una cosa molto interessante rispetto al combattere la solitudine, noi abbiamo una legge, ce l'avete anche voi in Veneto, ma noi siamo focalizzati contro la solitudine e abbiamo molti progetti in regione, ma uno che mi sta a cuore è Saluta il tuo vicino, che nasce proprio da delle famiglie limitrofe a persone anziane sole che di fatto hanno bisogno di che cosa? Perché non hanno i figli, perché è morto il partner, il coniuge, e hanno bisogno di un affetto, di un'accoglienza familiare, hanno bisogno di qualcuno che dica buongiorno, che aiuti non solo materialmente, hanno bisogno di chi in qualche modo si prende in carico. Questo comune, che è un comune che è molto piccolo, di 8.000 abitanti, che è Caserta della Delizia, è riuscito attraverso degli anziani, delle persone in pensione, a creare, e il consiglio comunale e il placet appunto anche della parte politica e dei tecnici, è riuscito a creare quelle che si chiamano le sentinelle, e quindi hanno diviso tutte le loro strade e sanno perfettamente dove andare, cosa fare, non solamente per gli anziani ma anche per le altre persone o famiglie in difficoltà. E spesso succede che alcune vite sono state salvate proprio perché certe tapparelle non c'erano, le finestre non erano aperte, le porte non erano aperte, e quindi questo è un percorso che loro fanno da alcuni anni, che è assolutamente importante e che vede, e infatti anche con il sindaco, vede la comunità e alla fine vede la famiglia, e quindi
per me e per noi, e tutta la nostra, diciamo, il nostro sforzo nella nostra regione è proprio concentrato su questo. Ed è da questo nucleo, perché poi è chiaro che ogni contesto avrà azioni, programmi, strategie diverse, perché è dall'analisi del contesto che nasce poi quella che è la programmazione, naturalmente. E quindi io credo che in questo senso noi stiamo facendo un lavoro, ma un lavoro anche diciamo partecipativo attraverso tutti i nostri ambiti sociali e assolutamente credo che questo sia io ci sto lavorando da 6 anni e stiamo cominciando ad avere anche i nostri primi frutti. Questo io ho fortemente voluto che fosse inserito nella mia direzione il terzo settore, perché il terzo settore assieme alla disabilità, assieme all'integrazione sociosanitaria e al sociale crea effettivamente un tessuto estremamente robusto. Grazie. Merci, Madame Zamaro. Maintenant, nous allons écouter Beate Pretner, qui est conseillère régionale de Carency, qui est un pilier fidèle d'Elisane. Donc, normalement, nous devons la voir apparaître sur l'écran. Je laisse les techniciens faire l'opération et je m'efface. I'm really sorry that I cannot participate at the conference in person due to my schedule. I want to thank all the Ellison members for the good cooperation during the last years. It has been a pleasure being part of Ellison Network and an honor being Vice President. It would be a pleasure for me to continue my work as Vice President, and I hope that this will find support by the network meeting. I also want to thank Martina Rattinger for her work and her effort she and her team put into this task. Martina is an expert herself and plays an important role in the Ellison Steering Committee, where she provides her expertise. Martina, of course, will be available for another election period. For the current Ellison conference, I want to say a big thanks to our Italian hosts, and I'm sure Roberto Ciambetti and his team organized an excellent conference with interesting contents. The chosen conference topic is really important for our societies. Everybody benefits from an inclusive society, not only vulnerable groups. The way to reach this goal is still long, but through the Ellison Network, we combine all the small steps we make and learn from each other. One of the bigger points in the near future will be digitalization and how efficient we are able to implement this vast topic in a sustainable and inclusive society. Technologies could help us finding innovative solutions and answer for the challenges we face in various sectors, such as the social, health, and care sector. Closing my short speech, I want to thank our Ellison President Sylvie Carrega, Haile Sylvie, for the effort she puts in the network. We wouldn't be so successful without your hard work, Sylvie. Last but not least, a big thank you to Elena Kutubasi, who is always working and organizing behind the scenes. If questions occur, you can always call her. In other words, she is the soul of every conference. Thank you, Elena. Looking forward
seeing you all again in autumn. Wish you the best and kind regards and an interesting conference. Yours, Beate. Alors, pour la Pologne, pardon pour la prononciation, Mieszko Matusiak, qui est directeur du bureau de représentation de Kujawsko-Pomorski à Bruxelles. Vous avez la parole. Ladies and gentlemen, President Ciambetti, dear colleagues, friends. My name is Mieszko Matusiak. I am representing Kujawsko-Pomorskie region in Brussels. It is a few words about Kujawsko-Pomorskie. It's a region in central Poland, a place of birth of Nicolaus Copernicus, and most important for today and for our future cooperation, it is a region with a strong approach towards social inclusion, family policies, and comprehensive support for all in need. I am honored to be again in a beautiful Venice among so many distinguished people involved in development of social and family policies in Europe and around the world. I would like to start with expressing my sincere gratitude to the authorities of Veneto region and ELISA network for your kind invitation, and as well on behalf of President of the Kujawsko-Pomorskie region, Mr. Piotr Całbecki, send you warm greetings and congratulations on promoting and implementing so many successful projects for social inclusion. Even though President Całbecki cannot be with us today, he's doing his best in the political campaign to be here next year, still as the president of the region and a full member of ELISAN. I believe that this will happen soon after the elections. My colleague Adam, that is present here with us today, he will make sure that this happens. I would also like to say thank you to Elena Curtopassi, an exceptional person with whom I have an honor and pleasure to work in Brussels. Elena, you are doing a wonderful job, not only for Veneto region, maybe not only for Europe, but for the whole principle of social policies around the world. Without you and without connecting us, the Kujawsko-Pomorskie region, with IFFD, Kujawsko-Pomorskie would never become the first signatory region of Venice Declaration in Central Eastern Europe. And thanks to you, we will for sure also become members of ELISAN network. Last year in Toruń, one of the two capitals of the Kujawsko-Pomorskie region, together with Renata Kaczmarska, another amazing woman, supporting us in implementation of family and social policies, and Ignacio Socias, the great promoter of Venice Declaration, we have organized two very successful events. First, dedicated to population aging and family well-being in Europe, and the second, Venice Declaration signatories meeting. What is very important for us is also that Veneto region is the first historical foreign partner of the Kujawsko-Pomorskie region. I am very proud that the heart of this cooperation beats in the capital of the European Union in Brussels. Together with Veneto, and thanks to our deep cooperation, several EU-funded projects are carried out together. It is also with a great pleasure to announce that because of our cooperation, the Venice Declaration has been referred to in the key opinion of the European Committee of the Regions on mental health. As we are talking about Committee of the Regions, I would also like to refer to what Renata Kaczmarska said before about family farms. Our President Piotr Całbecki is now rapporteur of the opinion of the future common agricultural policy. And family farming is one of the main goals of this opinion and main goals for the future farming in Europe. I don't know if you're aware, but between 2010 and 2020, around 3 million farms
left the European Union, which makes it around 800 farms closing or going bankrupt a day. It's 800 farms a day. And even though they closed, the land remained the same, which is good, but it's very sad for European family and medium and small farms. So, coming back to the Venice Declaration. Since the adoption of Venice Declaration by the Kujawsko-Pomorskie Regional Council, it rose along with the strategy of development of our region to be one of the key documents with guidelines on how to set concrete actions to help local and regional governments in achieving the Sustainable Development Goals, in particular the goal dedicated for urban development, SDG 11, which calls to make cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. Family policies that all of us implement in our cities and regions are built on the broad range of strategies and measures aimed at supporting families in various aspects of their lives, including economic stability, healthcare, education, social welfare, and legal protections. Universal values that we are all working on are essential for fostering societal well-being, promoting equality, and achieving sustainable development of families and cities. Nothing of the above-mentioned actions would be possible without people working in social services. I am very proud that on the invitation of President of our region and kind hosting of Veneto authorities, a group of 25 employees of social services from the Kujawsko-Pomorskie region is having a study visit in Veneto region, and they will have a chance to participate in the afternoon panel in this beautiful Palazzo Ferrofini. Those are amazing people carrying out heavy jobs, basically implementing social policies, supporting everyone in need in their cities, towns, villages, and municipalities. To sum up, I would like to say one thing that I think might be crucial for us. To be successful in our cooperation, we need to think together about what we do separately. Thank you very much for your attention. Ignacio, tu as la parole, Ignacio Socias. Merci beaucoup, Jean-Max. I'm going to speak in English, but I would first like to say hello to Sylvie. Et je suis très heureux de vous voir ici, une fois de plus. Of course, President Ciambetti, who has been helping us so much in the full development of the Venice Declaration. And I hope he will still do it, by the way. I'm sure he will. Renata Kaczmarska, focal point of the family of the Department of Economic and Social Affairs. Susana Camarero, yo pienso que es una gran adquisición para la Declaración de Venecia, y no me corresponde decirlo, pero pienso que también para Elisa de la Generalitat Valenciana. Jana Zamaro, we just listened to her, the mayor of Fiuli, thanks very much for being here. Miesco, Marie Chavanon, Luciano Malfer, and of course the Director of International Relations of the Veneto region, who's here supporting us so much as we need it. As you know, we are commemorating the 30th anniversary of the International Year of the Family. And for this occasion, the United Nations has been analyzing 4 basic megatrends, as they are called, which include technological advancements, migration, urbanization, demographic shifts, and climate change.
to understand their impacts on families and to propose responsive family-centered policies. I must thank here Renata and the whole division of inclusive social development, because I think this has helped us a lot to understand even better what the role of families in development is. To understand their impacts on families and to propose those responses. Sustainable urbanization with affordable housing, which is basic for Sustainable Development Goal 11, is essential for family formation and well-being, influencing the health and welfare of family members. I think the translation to Spanish is quite good, so I'm happy about it. This underscores the importance of creating inclusive, safe, resilient, and sustainable cities for families, an emphasis, as you know, we have been promoting at IFFD. And this urges us to come together and concentrate on sustainable urbanization to ensure that families can access decent houses and enjoy public spaces conducive to intergenerational interactions. Adopting a family perspective could assist and does assist in designing cities that cater to residents of all ages and address their needs. Families need access to adequate housing, pollution-free environments, public transportation, healthcare, education, culture, safety, green public spaces, and more. The United Nations system advocates for sustainable urban development worldwide. The UN Human Settlements Programme, UN Habitat, aims from a better urban future by promoting socially and environmentally sustainable human settlements, development, and ensuring adequate shelter for all. The United Nations system-wide strategy on sustainable urban development supports member states in investing in sustainable urban development to achieve the 2030 agenda through collaborative implementation of the new urban agenda. Renata was mentioning before that the United Nations is interested in hearing good practices from us. If I may, I would add that we should be interested in knowing very well what the UN has said about this action-oriented new urban agenda document, which mobilizes member states and stakeholders to drive sustainable urban development at the local level, envisioning participatory cities and settlements that promote civic engagement and prioritize green public spaces conducive to family well-being. And also inside the UN, the Division for Social Inclusive Development, where the focal point of the family is found, supports civil society initiatives such as the Venice Declaration on Inclusive Cities for Sustainable Families, promoted by IFFD, as we can see here today, mobilizing local projects and advocating for intergenerational living arrangements with shared services, addressing the needs of vulnerable groups like single parents, large and migrant families. This project targets cities and territories aiming to actively contribute to SDG 11 by being inclusive of sustainable families and responsive to their needs. Signatories commit to follow up and track progress on the 10 points contained in the Venice Declaration by contributing to the Good Practices platform. Currently, 237 territories, including cities and regions, have joined the Inclusive Cities and Sustainable Families project by signing the Venice Declaration. Signatories pledge to monitor progress on the 10 points of the declaration according to urban area competencies by contributing to the Good Practices platform.
So I take this opportunity to encourage those already involved in this project to use its resources and engage in the exchange of good practices with other signatories. To those who haven't yet signed the Venice Declaration, I invite you to consider participating in this initiative. Let me add that to the 2 new signatories we had so far, the city of Rio Grande do Sul and the city of Barueri in Brazil, will be further increased here tomorrow by the accession of the Generalitat Valenciana, to which I take this opportunity to publicly congratulate from here. We support the new urban agenda, therefore, and advocate for integrating an intergenerational perspective in designing family-friendly cities. Secure urban environments are crucial for children and youth to attend the school safely and access recreational opportunities, including sport facilities. Accessible transportation, as I already mentioned, mobility are essential for all generations, including older persons, young people, persons with disabilities, and families with children. We also emphasize the importance of grassroots efforts, particularly locally sustainable initiatives. Participatory budgeting, allowing city residents to vote for projects enhancing urban living, such as playground construction and public utility infrastructure, is vital. Encouragingly, members of our project have implemented participatory planning methodologies, collecting spatial data to enhance social cohesion among migrant, displaced, and host communities. And I want to take this opportunity to announce my firm commitment, as some of you already know, to dedicate myself from now on in a more prioritized manner to the training of young people in advocacy through courses and other academic activities, for which I offer myself in your respective regions. We already have a good number of universities with which we are going to collaborate, and our aim is to ensure a more scientific and professional future to address the many challenges that the future poses for European and global families. Let's work together more livable, green, and sustainable cities for all generations, advocating for long-term public-private partnerships to invest in affordable housing, infrastructure, and public green spaces for urban families worldwide. We have just presented our annual IFFD award to a Korean civil society institution, the Blue Tree Foundation, and I would like to conclude with a definition of sustainability that their president gave us in their acceptance speech. We will work for a sustainable future if we preserve the living memory of the past, the critical vision of the present, and the unyielding hope of the future. Only this combination of the 3 elements will allow us to continue advancing without a nostalgic view, without routine, and without fear. Thank you very much. De toute évidence, nous avons un peu de retard. Donc, je donne la parole à Francesca Masiero. Francesca Masiero, pardon, d'Isra Trévise. Bonjour. Buongiorno a tutti, sono Francesca Masiero, lavoro presso ISRA, Istituto Servizi di Ricovero e Assistenza per gli Anziani. Innanzitutto vorrei iniziare questo mio breve ma intenso discorso sul progetto HOPE ringraziando Elena Curtopassi per l'invito ad essere qui oggi. Apro la presentazione per il progetto.
Perfetto, grazie. Mi sposto? Ok. Allora, prima di entrare nei dettagli del progetto HOPE, che come vedete già dal titolo è un progetto che si focalizza sul migliorare la capacità di risposta verso i bisogni degli anziani durante le ondate di calore, vorrei innanzitutto iniziare con una serie di dati. Prossima slide, grazie. Prossima slide. Il bello della diretta. Se ci sono problemi tecnici posso comunque continuare. Ok, perfetto, vedo i numeri. Ok. Allora, come vi dicevo, vorrei innanzitutto contestualizzare brevemente quello che è il tema principale del progetto, quindi appunto le ondate di calore, con questi dati significativi. Il primo dato a sinistra, 70.000, è il numero stimato di morti che ha causato l'ondata di calore vissuta in Europa nell'estate del 2023, secondo quanto riportato dall'OMC. Il quinto posto, la quinta posizione, nella classifica delle estati più calde in Europa va all'estate scorsa, all'estate del 2023, che ha registrato temperature per 0,83 gradi centigradi superiori alla media delle temperature registrate dal 1991 al 2020. E se vogliamo invece guardare a livello più locale, a livello della regione Veneto, sono più di 18 in media le giornate di ondate di calore registrate nell'estate del 2022, secondo gli ultimi dati aggiornati dell'ARPAV, che hanno riconfermato quindi un aumento di 3 giorni di ondate di calore all'anno negli ultimi 10 anni. Ed infine l'ultimo dato, se vogliamo anche un po' inquietante, quei 100 è la stima del numero di notti tropicali che secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente i paesi dell'Europa meridionale si troveranno a vivere, diciamo, verso la fine di questo secolo. Ecco, quindi da questi dati abbiamo una panoramica preoccupante, ma che ci dovrebbe far capire come azioni concrete e solide sono necessarie per affrontare questo problema. Un problema che è ancora più grave per le fasce di popolazione più vulnerabili, ed è proprio qui che si inserisce il progetto HOPE. Prossima slide, per favore. Il progetto HOPE è un progetto finanziato dal programma Erasmus Plus dell'Unione Europea, finirà ormai a febbraio 2025, quindi siamo già più di 2/3, diciamo, del percorso di vita del progetto, ed è capeggiato dalla municipalità di Rotterdam. Il consorzio si compone ovviamente di altri partner, tra cui Miltos, e si focalizza appunto sulle ondate di calore, cercando di aumentare la capacità di risposta di target group specifici. Prossima slide, per favore. Tra cui in particolare studenti e caregiver formali e informali, nonostante ovviamente il beneficiario ultimo del progetto siano gli stessi anziani.
Come cercare quindi di creare un impatto attraverso questi target group a beneficio degli anziani? Beh, innanzitutto aumentando le competenze di studenti, quindi dei futuri professionisti e dei professionisti attuali nel rispondere, nel migliorare il loro approccio alla cura e all'assistenza verso gli anziani durante le ondate di calore, ma anche supportando e stimolando l'applicazione e l'adozione di linee guida che il partenariato attualmente sta elaborando, che cerchino di far capire come dire, dare a questi target group dei suggerimenti molto veloci, molto rapidi, per capire quali azioni è meglio adottare durante le ondate di calore, sia per gli altri ma anche per se stessi, durante ovviamente le ore di lavoro, e per capire quali sono gli effetti principali che le ondate di calore possono avere sulla salute propria e degli anziani di cui si prendono cura. Inoltre vogliamo e stiamo raccogliendo una serie di buone pratiche sia a livello europeo sia extraeuropeo, che permettano di capitalizzare su quello che già funziona, che già si è dimostrato essere efficace nella gestione dell'assistenza e della cura durante le ondate di calore. Ed infine la Municipalità di Rotterdam sta sviluppando, anzi svilupperà nei prossimi mesi, delle raccomandazioni di politica, quindi rivolte principalmente ad autorità locali e regionali, per mitigare, per gestire al meglio quelli che sono i rischi sulla salute legati proprio alle ondate di calore. Quindi per raggiungere questi obiettivi ci sono una serie di risultati sui quali stiamo lavorando e che verranno finalizzati nel corso di questo ultimo anno di durata del progetto. Prossima slide, per favore. Tra cui un corso e-learning e un corso open source per rispettivamente studenti e caregiver, delle linee guida che saranno fornite in un modo grafico, in un modo attrattivo, veloce, insomma, e accessibile soprattutto nel modo in cui i contenuti sono veicolati, specialmente per caregiver e anziani, un database delle buone pratiche che sarà accessibile ovviamente a tutti e cercherà di raccogliere, anzi sta cercando di raccogliere pratiche a più livelli, da un livello micro, quindi a livello di comunità o individuo, a livelli più alti, anche nazionali o regionali, appunto, di implementazione di politiche, ma anche iniziative rispetto alla gestione delle ondate di calore. Prossima slide, per favore. Quindi ecco, questi sono attualmente i task sui quali ci si sta focalizzando. L'ultima cosa che ci tenevamo come partenariato a segnalarvi, anche se non abbiamo molti dettagli al momento, è il fatto che stiamo già cercando di organizzare l'evento finale, grazie appunto ad Elena Curtopassi, che speriamo si possa tenere al Comitato Europeo delle Regioni nel prossimo anno, se non erro febbraio-marzo 2025, Elena, e per il quale speriamo di avere un'ampia platea di stakeholder che ci possano aiutare a promuovere e a rendere sostenibili i risultati di questo progetto, che insomma ha un'ambizione molto grande in realtà, e di insomma mantenere un impatto, ecco, il più possibile concreto sui target group che a cui andiamo a rivolgerci. Questa era la mia presentazione, vi ringrazio per l'attenzione. Per ogni curiosità, nella prossima slide c'è la mia mail, potete contattarmi o dopo farmi qualsiasi domanda. Grazie.
Allez, tout de suite, poum. Allez. Manuela, vous avez la parole. Manuela Lanzarin, ministre. Pas de transition. Allez. Ministre des Affaires sociali du Veneto. Buongiorno, io con... c'è la traduzione? Sì, sono già a tuo posto? Ok, perfetto. Buongiorno, molto volentieri porto i saluti della Regione Veneto, del Presidente Zaia, del mio assessorato, che è quello che poi insomma è, diciamo così, quello più coinvolge in tutte quelle che sono le politiche sociali e sociosanitarie, ma il mio saluto insomma va soprattutto al gruppo Elisan e quindi a tutti quelli che vedo qui, gli amici insomma che ritrovo qui, un pezzettino che non ci vediamo, non ci incontriamo, però in tutti questi anni questo gruppo è cresciuto molto, ha saputo, io credo, insomma, anche nelle diversità e nelle politiche diverse ma comuni che ogni singolo territorio, che sia appunto il Veneto, che sia la Francia, insomma, che sia il Portogallo, che siano insomma altri paesi che sono coinvolti, ha saputo mettere al centro il bisogno della persona, del singolo, e creare attorno alla persona quelli che sono le migliori possibilità, leggere i bisogni, leggere le esigenze e cercare di calare poi sui nostri territori, che sono diverse, quelle che sono appunto la messa a terra di queste esigenze, di questi bisogni, sia quando abbiamo parlato di giovani, sia quando abbiamo parlato di anziani, penso invecchiamento attivo, sia quando abbiamo parlato di famiglia a 360 gradi e sia quando abbiamo parlato di accessibilità e di inclusione sociale anche rispetto alle nostre città, ai nostri territori. Io so che oggi ci sono anche degli ospiti illustri da parte appunto di quelle che sono le rappresentanze oltre al gruppo Elisa, mi fa molto piacere di questo, perché io credo che oggi la centralità delle politiche sociali diventa fondamentale perché quando parliamo di politiche sociali parliamo di famiglia, parliamo di territorio, parliamo di lavoro e parliamo quindi anche di progresso, benessere e sviluppo. E quindi in un circolo virtuoso che mette al centro la persona, che sia la persona giovane, che sia la persona anziana, che sia la persona disabile, che sia la persona fragile. Quindi insomma io credo che momenti come questi per noi diventano fondamentali, non solo il momento assembleare, ma anche i momenti di scambio reciproco, di prassi, di buone pratiche e anche di esperienze poi da condividere e di allargare. Quindi il mio vuole essere insomma un saluto, un benvenuto sicuramente in quella che è la nostra regione, la nostra capitale, Venezia, insomma, che quindi credo sia molto apprezzata e che ha delle caratteristiche molto particolari, soprattutto quando parliamo di accessibilità, di inclusione sociale, di abbattimento delle barriere architettoniche, insomma, di popolazione anziana, di servizi, di bisogni, insomma, è sicuramente molto particolare, quindi va anche studiata in maniera molto dettagliata e molto puntuale. Quindi io lascio al proseguo dei lavori, insomma, ma il mio voleva essere proprio un saluto di ringraziamento ma anche di accompagnamento. Il Veneto insomma fa parte della rete da tantissimo tempo e con la rete insomma ha costruito tanti percorsi virtuosi che anche in futuro insomma vorrà continuare a costruire, proprio cercando di mettere al centro la persona, i bisogni della persona e i migliori servizi e possibilità che noi possiamo dare. Allez, nous poursuivons avec Sarah Chiron d'Isra Treviso. Okay. Buongiorno a tutti, innanzitutto ringrazio. È acceso? Ok, perfetto.
Buongiorno a tutti, sono Sara Ceron, come la collega prima di me Francesca Masiero lavoro all'Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani nella città di Treviso e sono nell'ufficio di innovazione e sviluppo che si occupa di sviluppare progettualità attraverso finanziamenti regionali e finanziamenti europei. Prima di iniziare la presentazione del progetto europeo Value Care voglio ringraziare Elena Curtopassi per l'invito e tutto il gruppo Elisan per averci permesso di presentare il nostro progetto qua oggi. Prossima slide per favore. Grazie. Allora, il progetto Value Care è un progetto finanziato dal programma di finanziamento Horizon 2020 iniziato il 1 dicembre 2019 che si concluderà al 30 settembre del 2024 e aveva 4 missioni fondamentali. La prima era quella di migliorare l'esperienza delle persone anziane che sono il nostro target group principale di tutto il progetto e attraverso delle soluzioni digitali innovative. La seconda missione era quella di migliorare la soddisfazione dei professionisti che lavorano con le persone anziane e con i loro familiari, usare in maniera più efficiente le risorse e migliorare i risultati per mantenere una qualità di vita migliore per le persone anziane. Quindi 4 obiettivi veramente molto grandi che in questi 4 anni di progetto abbiamo cercato di raggiungere. Prossima slide per favore, grazie. Il consorzio del progetto Value Care è composto da 17 partner provenienti da 8 paesi europei diversi ed è coordinato dall'Erasmus Medical Center di Rotterdam. Okay. Ci sono 7 siti pilota in 7 paesi europei diversi. Troviamo la città di Rotterdam in Olanda, la città di Cork and Kerry in Irlanda, la città di Coimbra in Portogallo, Valencia in Spagna, Treviso in Italia, la città di Rijeka in Croazia e infine Atene in Grecia. Caratteristica di questo progetto è che i 7 siti pilota, il target erano sempre le persone anziane, ma con patologie o differenti. A Treviso il nostro target erano 240 anziani aventi una diagnosi di decadimento cognitivo lieve. Oltre a loro sono stati inclusi tra i 50 e i 70 caregiver informali, 30-40 professionisti della salute e 5-10 professionisti informatici. Di questi 240 anziani, 120 facevano parte del gruppo di controllo e invece 120 facevano parte del gruppo di intervento. Prossima slide. Alla base del progetto Value Care c'è questo modello, che è un modello di cura, che è il modello Value Based Healthcare, che è un modello innovativo che è stato sviluppato negli Stati Uniti dal professor Michael Porter, che parte da una frazione, che è quello che possiamo vedere nella slide, quindi mettendo insieme i risultati e l'esperienza di ciò che conta per il paziente, dividendolo per i costi e l'energia che viene impiegata per raggiungere le cure, questo va ad aumentare il valore delle cure. Quello che è importante in questo modello è la persona. La persona è al centro di tutto il processo di cura, quindi non è la malattia ma è l'individuo e la persona, e si creano dei piani di cura personalizzati, condividendo, i professionisti condividono le loro conoscenze e le loro competenze. Prossima slide. Abbiamo applicato questo modello al progetto Value Care ed è proprio grazie a questo modello che siamo riusciti a fornire dei modelli di cura integrati e dei modelli personalizzati di cura. Sono stati individuate 4 aree fondamentali per la cura delle persone con decadimento cognitivo lieve. L'obiettivo non era fare in modo che le persone non presentassero più il decadimento cognitivo, ma che il decadimento cognitivo rallentasse o che rimanesse stabile per il più a lungo possibile. Le aree individuate sono 4, sono l'area dell'esercizio fisico, l'area della stimolazione cognitiva, l'area della mindfulness e l'area della socializzazione. Queste 4 aree sono state inserite all'interno di una soluzione tecnologica che adesso vi spiegherò, che è stata fornita a tutti i partecipanti. Prossima slide. La soluzione tecnologica è formata da 3 componenti, un'app, uno smartwatch e una web dashboard, una piattaforma sul web. Per quanto riguarda l'app, all'interno dell'app era presente un virtual coach, che è una componente di intelligenza artificiale.
tema che è già stato introdotto oggi da una collega precedente. E il virtual coach dava dei consigli, forniva dei consigli alle persone su quanto fosse importante fare stimolazione cognitiva piuttosto che fare esercizio fisico nella vita, in modo tale che le persone potessero rimanere attive e fossero stimolate. Caratteristica di questo virtual coach è che il virtual coach chiamava per nome le persone, le quali ovviamente si sentivano molto più coinvolte nell'intero processo. A ogni anziano è stato fornito anche uno smartwatch che andava a misurare i principali parametri vitali, quindi il battito cardiaco, piuttosto che il numero di passi o la pressione. E infine, prossima slide. Grazie. I professionisti e i familiari avevano accesso ad una piattaforma su un sito web e questo consentiva a professionisti e familiari di tenere monitorata la situazione dei propri cari. I professionisti avevano la possibilità anche di intervenire, quindi andando a modificare gli obiettivi o le attività che le persone anziane facevano, mentre i familiari avevano solo, diciamo, una visuale puramente rispetto alle attività che venivano svolte. Queste tre soluzioni tecnologiche erano ovviamente integrate l'una con l'altra, quindi i dati venivano passati e questo è il motivo per cui nella piattaforma web i professionisti e i familiari potevano vedere quello che succedeva nella app e nello smartwatch. In questo momento siamo alla fine del progetto che si concluderà fra pochi mesi, quindi la parte, diciamo, di implementazione del progetto si è conclusa. Siamo nel momento in cui stiamo facendo l'analisi dei dati e stiamo cercando di capire in che modo questo progetto abbia beneficiato alle persone anziane o anche se ci sono state delle criticità e in che modo poi possiamo migliorare per fornire un supporto e una cura migliore. Vi ringrazio per l'attenzione, questi sono i miei contatti e il sito ufficiale del progetto che è costantemente aggiornato e in cui nei prossimi mesi inseriremo le ultime novità e gli ultimi report finali. Grazie a tutti. Alors, on ne la présente plus. Je donne la parole à Anne-Marie Chavanon du Conseil de l'Europe, présidente du comité crise environnementale et sanitaire, conférence des OING. Merci de cette présentation courte et élogieuse. Je voudrais, si vous le permettez, vous dire combien je suis heureuse et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Madame la présidente d'Elisane, Madame Carrega, Monsieur le président de l'Assemblée, Monsieur Ciambetti, qui était là jusqu'à il y a peu, Mesdames et Messieurs les directeurs, Madame Lanzarine, Madame la ministre Lanzarine, bien entendu, les directeurs, il y a la directrice qui était là, la directrice des Affaires étrangères qui a dû s'absenter également, mais peut-être lui transmettra-t-on mes remerciements. Et je voudrais vous remercier tous, remercier évidemment, je n'ai pas cité la vice-présidente de Valence, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter, ainsi que tout à l'heure la directrice des affaires sociales, dont le discours a été extrêmement inspirant. Alors, je voudrais donc tous vous remercier et remercier donc les autorités locales de cet accueil dans la prestigieuse ville de Venise, dans ce magnifique palais, et dans le cadre d'une assemblée aussi importante que celle de Elisane, puisqu'il s'agit de son assemblée générale sur des thèmes de premier ordre. Je voudrais rappeler qu'Elisane, vous ne le savez certainement pas, enfin en tout cas pas tous, a joué un rôle de premier plan au Conseil de l'Europe pour la société civile, car c'est grâce à Elisane et grâce à son délégué de l'époque, qui était Daniel Zelinski, certainement que certains connaissent, Madame Carrega me dit oui, que les ONG ont obtenu au Conseil de l'Europe le statut participatif. C'est un statut qu'on leur envie dans toutes les autres instances internationales. C'est un statut qui nous permet d'intervenir
au même titre que les États, les parlementaires ou les membres du Congrès des pouvoirs locaux au moment de l'élaboration des textes et au moment de la présentation de ces textes lors de l'adoption. Alors il s'agisse de lignes directrices, qu'il s'agisse de textes normatifs ou de chartes telles que la Charte sociale européenne, qui est de première importance pour Elisane, de la Convention d'Istanbul. Tout à l'heure, je crois que M. Trouillet, Jean-Marc Trouillet a parlé de la situation des femmes, et naturellement, il sait que la Convention d'Istanbul est un outil important, et de l'ensemble des textes qui ont pu être faits par le Conseil de l'Europe sur la démocratie participative et ou l'inclusion sociale. Alors, en ce moment, se joue un moment important puisque c'est celui de l'élaboration d'un protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à un environnement sain. Le Conseil de l'Europe a longtemps, la Cour européenne des droits de l'homme a longtemps traîné les pieds. Nous avons beaucoup poussé les ONG pendant de nombreuses années. Vous le savez, il y a eu une résolution il n'y a pas très longtemps de l'ONU qui a permis de redynamiser, si on peut dire, les volontés éteintes au Conseil de l'Europe avec en même temps, comme nous le disions, bien entendu, ce droit risque aussi de se heurter, nous en parlions tout à l'heure avec Madame Bissoni, avec des difficultés et des particularités locales. Mais notre collaboration est intense, elle l'est avec l'ensemble de nos ONG, elle est aussi avec le CDBio, qui est le comité directeur dans la direction des droits de l'homme sur la médecine. Et donc, ce sont sur tous ces thèmes et partout, la collaboration avec Elisane est une collaboration de première importance. Tout à l'heure, la collaboration que nous avons avec vous sur de très nombreux sujets, que s'agisse de la prise en charge sanitaire et médico-sociale, on a entendu à l'instant parler des personnes âgées, qu'il s'agisse, j'étais la semaine dernière avec l'un de vos experts qui devait intervenir aujourd'hui, qui était Madame Mazzullo, et grâce à Elena, je suis intervenue dans une session qui était sur l'autisme et à la fois sur l'exclusion et l'auto-exclusion des jeunes, avec le rôle des familles dont a parlé avec tant de conviction, de talent, avec des mots vraiment justes et que nous devons diffuser tout à l'heure, Madame Zamaro. Je crois que ce rôle des familles, Renata en a beaucoup parlé aussi avec talent tout à l'heure, et donc c'est ce rôle des familles, cher Ignacio Socias et président Ciambetti, c'est effectivement avec la déclaration à travers et la déclaration de Venise, l'un des éléments importants que nous espérons pouvoir faire avancer. Alors, vient de s'achever, vous le savez peut-être, l'Assemblée parlementaire, vous le savez sans doute, du PNU, c'est-à-dire le programme national, le programme des Nations Unies pour l'environnement. Le programme des Nations Unies pour l'environnement tenait sa 6e assemblée parlementaire. Cette assemblée avait notamment dans son programme un élément important qui était celui du recyclage. Et celui du recyclage pour lequel, ou ici à Venise, il y a des bonnes pratiques à diffuser, à la fois dans les politiques publiques et dans les exemples de terrain. Donc, on est encore loin du compte, mais l'avancée est là, on avance. Et ce que fait Venise est une source d'inspiration importante. Le président Ciambetti nous a fait l'honneur d'intervenir à plusieurs reprises de manière très, très éclairante et percutante, notamment lors d'un événement qui s'est tenu dans le cadre au siège du PNU, au Conseil de l'Europe, au siège du PNU à Nairobi, de même qu'au Conseil de l'Europe à Strasbourg. Et il a également porté notre parole à la COP26 à Glasgow. Vous savez que climat et santé ont eu
grâce à l'Arabie saoudite, une journée dédiée à Dubaï lors de la COP28. C'était la première fois. Et nous étions déjà là un petit peu avant. Et notamment, nous avions un texte particulier auquel dont le président Ciambetti a pu également se faire l'écho à Glasgow. Alors l'importance de la collaboration passée et de la collaboration future. La collaboration passée, Elena est vice-présidente de la commission. Elle le restera, je l'espère, dans la commission future. La commission future, ce que nous proposons, c'est territoire inclusif, environnement et santé. Autrement dit, inclusion, environnement et santé avec la base territoriale. Nous l'avons présenté en binôme avec Elisane. Et j'espère que ce n'est pas moi qui interfère. Et nous venons nous poursuivrons le travail précédent, notamment vers la mise en œuvre des ODD. Plusieurs fois, il a été référent ce matin aux objectifs du développement durable et à l'agenda 2030. La poursuite, naturellement, de la mise en œuvre des accords de Paris et de tous les textes du Conseil de l'Europe. Alors, il s'agira d'identifier les pratiques éthiques et les politiques d'inclusion et de développement durable fondées sur la gouvernance démocratique à tous les niveaux, de proposer des actions communes, vous le devinez, dans les domaines particulièrement touchés par la cohésion sociale. Ça a été tellement dit et tellement bien dit ce matin sur le cadre de vie, la sécurité alimentaire, l'activité économique et la gestion des ressources. Il s'agira d'encourager la signature des textes aussi, des textes de niveau international, mais qui sont importants. Et en ce moment, le Conseil de l'Europe a placé en tête de ses priorités la mise en œuvre donc, des objectifs du développement durable, et l'engagement de nos ONG sera total. Nous participerons donc, ainsi que je le disais, sur l'inclusion sociale, la participation à la vie démocratique et le droit à la santé pour tous, ce droit qui a été réclamé plusieurs fois. Alors, parmi nos experts, puisque je dis que nous collaborons, parmi nos experts, nous avons vos experts. Merci. L'un, Miltos, qui est ici, et beaucoup d'autres qui sont Ignacio Socias, évidemment, et beaucoup d'autres qui sont... tout à l'heure, on a entendu la présentation du projet HOPE. Le projet HOPE, nous le portons également. Nous essayons de faire en sorte que chacun s'enrichisse des apports de l'autre. Nous travaillerons bien entendu sur l'inclusion sociale. Il y aura la COP16 sur la biodiversité en novembre et ensuite nous aurons de nouveau la 29e COP qui sera cette fois-ci dans un pays où il va être difficile de dire qu'on supprime les hydrocarbures puisqu'il s'agira de Bakou. Ensuite, nous aurons des propositions et nous allons, et c'est là où nous pouvons aussi porter vos priorités, puisqu'il y aura en amont, vous savez qu'il y a les présidences qui changent tous les 6 mois, comme au sein de l'Union européenne. La présidence du Conseil de l'Europe sera celle de la Lituanie, ce sera la prochaine du 13 mai au 13 novembre, puis le Luxembourg du 13 novembre au 13 mai. J'espère que nous pourrons nous faire les porte-paroles et que nous pourrons avancer ensemble et faire en sorte que le Conseil de l'Europe reprenne les thèmes qui vous sont chers et que vous développez avec talent. Je vous en remercie infiniment et merci à Elena. À mon tour, je remercie Elena du fond du cœur. Pose la question de savoir combien de kilomètres ai-je fait ce matin. Maritu Ral du Réseau européen pour l'action sociale, ESAN. J'espère que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Nous vous entendons. Alors, bien. Cher Monsieur le Président, chers élus, alors je suis particulièrement heureuse de participer aux travaux d'Elisane en tant que représentante du Réseau européen d'action sociale et vous renouveler surtout l'intérêt et l'importance de notre collaboration dans la complémentarité de nos actions communes, comme vient de le dire Anne-Marie.
Je voudrais bien sûr remercier Elena, qui est une efficace ambassadrice à la conférence des ONG et qui collabore avec mon amie Anne-Marie Chavalon. Aujourd'hui, je souhaite évoquer devant vous le mandat du comité d'experts et droits de l'homme, que je présenterai donc au mois d'avril à la conférence des ONG du Conseil de l'Europe. Alors, en Europe, le sport est largement reconnu comme un facteur d'inclusion sociale et d'épanouissement personnel. Cependant, l'accès au sport peut être plus ou moins difficile selon la situation de chacun. Vous le savez, le sport est porteur de valeurs d'humanisme, de respect de l'autre, de tolérance et de fraternité. Il est l'outil le plus universel, touchant toutes les couches d'une société, toutes les tranches d'âge, en particulier les jeunes et les enfants. Il favorise une meilleure santé, vous en avez parlé tout à l'heure, et une grande autonomie des personnes vivant en situation de handicap dans tous les domaines de la vie sociale et professionnelle. Le sport est bénéfique pour la santé publique. Ses bienfaits sont loin d'être reconnus par tous. En dehors des activités sportives dans les institutions scolaires, il est loin d'être accessible pour les enfants, pour les jeunes et les adultes en situation de pauvreté, et il est par ailleurs porteur de nombreuses discriminations. Alors le Conseil de l'Europe dans ce domaine, donc dans le domaine du sport, a fixé des priorités par le biais de sa secrétaire générale. Alors face aux dérives qui sont en constante augmentation, auxquelles le sport est confronté, telles que le dopage, la violence lors des manifestations sportives, la corruption, le racisme et les violations des droits humains, ainsi que les discriminations, les inégalités d'accès au sport de personnes vivant en situation de pauvreté et de précarité, notamment les migrants et les réfugiés. Alors le but premier de ce nouveau comité sera de mettre en valeur l'apport fondamental du sport dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Vous le savez aussi, par une pratique continue, diversifiée et respectueuse, le sport favorise l'intégration sociale, vous en avez parlé ce matin, l'émancipation individuelle, le développement de la santé, la construction et le respect des règles de vie en société, l'égalité de genre par des pratiques mixtes et surtout l'inclusion de tous par des pratiques adaptées. Alors, la lutte contre les discriminations par et dans le sport se situera à un double niveau, avec deux axes de travail très importants. Le premier sera de lutter contre toutes les formes de discours de haine, de rejet, racisme, homophobie, et contre toutes les atteintes à une pratique éthique du sport, dopage, violence, corruption. L'axe numéro 2 sera de favoriser l'accès au sport et la découverte de ces valeurs pour les publics qui en sont les plus éloignés en raison de leurs conditions sociales, pauvreté, précarité, de leur origine, publics issus de l'immigration, de leur handicap et de toute autre forme de discrimination. Alors pour ces deux axes, l'éducation et la formation seront les leviers qui seront prioritairement utilisés. Nous aurons évidemment plusieurs objectifs à partir de ces deux axes de travail, dont les plus importants seront de proposer et de créer des ressources utiles à la mise en place de formations et de sensibilisation au discours de haine dès le plus jeune âge, de contribuer à une application reconnue, harmonisée et plus sévère des règles en vigueur concernant les discriminations, et surtout de donner la parole aux personnes concernées pour établir un diagnostic des besoins, en tirer de meilleurs apprentissages et de formuler des recommandations légitimes.
Dans l'axe numéro 2, qui concerne l'accès aux droits, il s'agira de promouvoir et de développer des pratiques adaptées à destination des publics qui sont très éloignés des bienfaits du sport, de promouvoir de nouveaux cadres de pratique des espaces non conventionnels, de lutter contre les stéréotypes de genre, développer des pratiques mixtes, de développer des pratiques intergénérationnelles en veillant à l'accessibilité des lieux pour tous, y compris pour les personnes en situation de handicap. Alors le comité, il aura pour mission prioritaire d'abord de valoriser les instruments juridiques du Conseil de l'Europe et notamment la Charte européenne du sport qui a été récemment révisée par le Comité des ministres en 2021 et de coopérer bien sûr avec la division sport du Conseil de l'Europe qui est chargée du développement, de la promotion et de la mise en œuvre d'instruments juridiques qui visent à protéger l'intégrité et les valeurs du sport tout en assurant la promotion des droits humains. Bien sûr, nous collaborerons à un projet Combattre le discours de haine dans le sport qui est actuellement travaillé par la division. Il y a également un autre document, un autre manuel qui est très intéressant, c'est le manuel de bonnes pratiques, égalité hommes-femmes dans le sport, l'accès des filles et des femmes dans les pratiques sportives. En conclusion, ce mandat débouchera donc au bout de 2 ans sur une recommandation qui sera transmise à toutes les instances du Conseil de l'Europe, donc à la PCE, l'Assemblée parlementaire, au Congrès des pouvoirs locaux du Conseil de l'Europe. Bien entendu, si vous avez des possibilités, si vous avez des propositions à formuler dans ce cadre, bien sûr, vous pouvez me les transmettre et cela enrichira la recommandation. Votre réseau ELISAN regroupe de nombreuses collectivités locales et territoriales. Vous pourrez bien entendu diffuser cette recommandation à tous les élus qui se sentent concernés par cette thématique du sport. Merci pour votre écoute bienveillante et surtout pour vos propositions toujours aussi efficaces. Merci. Dans le cadre de ces études, de ces propositions, de ces outils, ELISAN s'entoure d'experts. Alors nous allons accueillir 2 experts supplémentaires. D'abord, je laisse la parole à Luciano Malfer de la Bruno Kessler Fondation. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Volevo portare come esperienza in questa rete qualificata il tema, diciamo, che la Fondazione sta affrontando sul grande questione delle transizioni. Ne abbiamo sentito parlare oggi, le transizioni, siamo dentro le transizioni e sono cambiamenti epocali e che influiranno in maniera importantissima la qualità della vita, la permanenza sui territori delle persone, lo sviluppo dei territori e quant'altro. Ecco, partendo dall'esperienza della provincia autonoma di Trento, in quota fondazione abbiamo qualche studio da presentare rispetto a qualche cambio di paradigma. Io ho una presentazione molto veloce, però cercherei di darvi anche qualche contributo, perché il percorso è: possiamo fare politiche su queste emergenze mettendo in sistema tutte le risorse che esistono anche senza risorse economiche? Ecco, per cui il tema è nel tema. Allora, l'ambito, quindi questa è una slide sicuramente
è abusata, però è importante. Pensare con un cappello diverso. Ecco che allora sulla transizione demografica parte, diciamo, possiamo parlare di questo percorso perché abbiamo un'esperienza di 10 anni di politiche. Cosa è capitato nel nostro territorio? È capitato che le famiglie sono calate, sono aumentate le famiglie, scusate, la natalità, la popolazione è calata perché calano i bambini, sono aumentate le famiglie che non vogliono avere figli, sono aumentate le famiglie che numerose, quelli con 3 più figli, sono aumentate in maniera importante, del 30%. Ecco, gli altri dati sono calati, ma quelle sono aumentate. E allora, lavorando sui progetti di vita, focalizzando al centro il benessere della famiglia, ecco che le famiglie rispondono. Ora, il tema è quello del contesto culturale nell'ambito di questa politica no costs. E il concetto è quello dei family plan, quindi concentrare in piani famiglia l'attività dei comuni, delle aziende e dei territori. Ecco, su questo percorso dei piani famiglia si è concentrata un'esperienza importante, perché non è mai capitato, prima di questo lavoro che abbiamo introdotto, che il comune avesse un piano per la famiglia, perché abbiamo il piano delle opere pubbliche, abbiamo il piano delle fognature, il piano elettrico, ma un piano strutturato sul benessere della famiglia, non le politiche sociali, sul benessere della famiglia. Ecco che questo tema era difficile da trovare. Ecco che con il percorso, con questo sistema molto semplice, il Plan, Do, Check, Act, l'importante è il do annuale, quindi fare, l'azione del fare, ecco che è aumentata la cultura, la sensibilità dei territori verso la famiglia, perché usciamo da anni dove la famiglia non è proprio al centro, c'è stato un dibattito contro la famiglia. Ecco, rimettiamola al centro sul tema, quella della natalità. E la cultura è aumentata. Questi piani non sono finanziati. Poi i comuni finanziano i piani, però diamo un metodo. Ecco che allora cosa è capitato? È capitato che in questi, stiamo parlando di 200 comuni che hanno aderito alla rete, di 7 milioni di persone che vivono in questi comuni, e bene o male tante regioni sono coinvolte in questo processo. Cosa fanno questi comuni? E questi comuni, tramite il percorso dei piani, ecco che fanno promozione, organizzazione di eventi culturali, agevolazioni tariffarie con i soldi dei comuni, per cui c'è un riorientamento, riallocazione delle risorse, ponendo al centro l'importanza della famiglia. Ecco, questo processo è importante che viene proposto sia sui comuni, sia sulle aziende, sia sui territori. In media, lo vediamo, scusate, torno indietro, ecco, in media un piano famiglia a 25 azioni, e tutte le attività che i comuni propongono sono state classificate secondo una struttura tassonomica. È importante questo della tassonomia perché aiuta poi a ricostruire dei futuri piani. Il secondo percorso è la transizione ambientale. Sono dei flash che vi butto lì, importanti. Anche qua no costs, è possibile fare politiche senza risorse economiche. E qui è ancora stupefacente perché abbiamo lavorato su questo concetto della saturation economy. Noi stiamo andando a lavorare sul capitale territoriale. Cosa capita? Capita che noi siamo usciti da questa economia, la prima economia, l'economia lineare, stiamo lavorando, siamo dentro l'economia circolare, ecco, ma dentro l'economia circolare possiamo parlare di un'economia saturata, sfruttando il capitale territoriale? Allora, guardate e pensate, no? Il capitale che esiste su un territorio, taxi, mezzi pubblici, piscine, cinema, strade, alberghi, ristoranti, scuole, quanti di queste strutture sono usate pienamente? Quante di queste strutture? Cioè, ecco, noi i servizi sul territorio in quota parte sono not used, non used. Allora, quel concetto del not used può diventare risorsa della comunità? Allora, sulla base di questo percorso, un altro ragionamento è questo, perché quei beni, quel capitale, esiste già sul territorio, qualcuno l'ha finanziato, sono lì, e l'aumento degli utenti su quella parte non usata può, diciamo,
dare valore al territorio senza aumentare i costi variabili. Allora, 4 esperimenti. Gli autobus, le corriere. Allora, è chiaro, le corriere sono sature la mattina alle 8, probabilmente, però sono non sature nel corso della giornata. Sabato e domenica poi non sono sature. E le corriere viaggiano, ma così come le corriere, gli autobus e quant'altro. Allora, è possibile saturare quella corriera che viaggia offrendo servizi? Ecco, l'esperienza concreta è questa. Con un biglietto sul territorio dove vengo, viaggia con un biglietto il papà, mamma, tutti i figli minorenni e i nonni, oppure i nonni coi nipoti. Costo di questa politica? 0. La famiglia non si sposta la mattina insieme quando tutti vanno a lavorare. Allora qui cominciamo già a ragionare sulla saturazione del percorso. Un secondo esempio sono i musei. Anche qua i musei sono pieni, non pieni. Ecco, anche qua la politica è la stessa. Con un biglietto al museo, i 25 musei territoriali, entra il papà, la mamma, tutti i figli minorenni e i nonni. I nonni, c'è tutto il tema del welfare intergenerazionale, o i nonni con i nipoti. Ecco, allora si sfruttano, si fanno politiche integrate dove si mette a risorsa le strutture che esistono, quelle parti non usate, per dare servizi importanti alle famiglie. E qua è un po' più difficile, ecco, non esageriamo con la saturazione perché poi ci sono problemi di sicurezza, no? Andiamo a vedere un altro, qua è un po' più difficile, impianti di risalita, ma anche gli impianti di risalita continuano a girare a costi, diciamo, e se aumento la fruizione con gli impianti, i costi variabili per il gestore non aumentano. Ecco che diventa un'opportunità. La stessa politica anche su impianti di salita. L'ultimo è questo case vuote che esistono nelle zone marginali, abbiamo tante case vuote. Queste sono case pubbliche, che però è stata modificata diciamo, i criteri per l'accesso di queste case, le famiglie sono state scelte sulla base del loro curriculum sociale e la voglia di giocarsi con una comunità, e guardate che il Covid ha cambiato la vita. Se di fatto in queste case vuote sono entrate 10 famiglie che erano, diciamo, quindi risorse per la comunità. L'ultimo percorso, quindi il concetto dell'economia di saturazione, fondamentalmente usciamo dal box, però per uscire dalla situazione diciamo, possiamo fare di più con di meno. Ecco, questo è un pochino il concetto, per di più della società. Sulla transizione digitale abbiamo finito, e ecco che questo percorso, con la transizione digitale, possiamo anticipare, ecco, sia i piani famiglia, sui servizi che servizi di cittadini, per i piani aziendali, il miglior piano per quell'azienda, tenendo conto di tutti i piani già in essere. Ecco, quindi si sta prefigurando una anticipazione al comune di qual è il miglior piano, tenendo conto delle specificità di quel comune. Ecco, questo è un contributo che mettiamo a disposizione della rete. Ringraziamo per l'invito e per questo qualificato convegno. Grazie. Alors, la parole est à Maria Rita Del Molin du Centre pour le volontariat de Vicenza. Buongiorno a tutti. Anch'io ringrazio il Presidente del Consiglio Roberto Ciambetti, l'assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali Manuela Lanzarin. Vi saluto da parte della Vicepresidente Maria Grazia Bettale del Centro Servizi per il Volontariato e del consigliere Alberto Maestrello, che sono qui presenti. Gli stimoli di questa mattina sono stati molti, importanti. Anche noi come Centro Servizi, lo dice la parola stessa, diamo servizi alle associazioni. Sentivo i dati del Friuli che non si discostano da quelli della provincia di Vicenza. Abbiamo più di 1400 enti del terzo settore, più di 1200 associazioni di volontariato e di promozione sociale impegnate nei temi che avete raccontato e di cui vi siete focalizzati questa mattina: famiglia, anziani, minori, disabili, il tema della povertà, l'Agenda 2030, tutti gli obiettivi. Per parlare dell'obiettivo 12 sul consumo responsabile del cibo, e visto che abbiamo qui l'assessore Manuela Lanzarin, ci tengo anche a raccontare della rete degli empori solidali finanziati dalla Regione Veneto. Ormai sono 30, se non sbaglio, assessore,
e quindi sono una grande realtà perché permettono a molte famiglie della regione Veneto di poter fare la spesa senza pagare, con dei punti che vengono assegnati, ma soprattutto queste famiglie vengono prese in carico, vengono dati ulteriori servizi. Crediamo molto nella centralità della persona, nel valore della famiglia, nel progetto di vita fin da quando si nasce all'età adulta finché poi ci saluta da questo mondo. È importante dare pari diritti, pari dignità. La salute, avete detto un tema molto importante perché implica diversi aspetti della salute, che sono anche quelli della realizzazione personale di una persona, lo stare bene anche psicologicamente come persona. E poi per non dimenticare i caregiver, come avete detto prima, soprattutto per quanto riguarda le malattie degenerative, pensiamo al Parkinson, l'Alzheimer, i problemi oncologici, e che quasi sempre questi caregiver sono proprio i familiari che vengono coinvolti, quindi tutti i percorsi di formazione, di accompagnamento che vengono fatti. Interessante anche gli aspetti positivi della riforma del terzo settore che riguardano l'amministrazione condivisa, quindi la coprogrammazione, la coprogettazione, questo mettere insieme le risorse sia del volontariato, del pubblico, ma io aggiungerei anche dell'impresa. Oggi più che mai abbiamo bisogno anche delle imprese, del profit, quindi non soltanto dialogare come abbiamo fatto per anni con l'impresa profit, ma anche partecipare a delle progettazioni condivise, al bene comune, alla comunità, e quindi un focus su quello che possono essere gli aspetti da migliorare, da implementare, soprattutto per una migliore qualità della vita delle persone. Quindi sono onorata di poter dare un contributo come Centro Servizi per il Volontariato in questa bella rete, un network interessante, dove anche noi possiamo portare delle progettualità. Ci stiamo impegnando in progetti europei che riguardano la solitudine, l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità, e poi abbiamo anche altri progetti che stiamo cercando di avviare. Quindi anche un centro di servizi per il volontariato si occupa di innovazione e sviluppo e lo fa in rete con tutti i portatori di interesse del territorio, e cerca soprattutto di mantenere quelle sinergie utili e importanti anche a livello amministrativo e comunale. Vi ho portato un video che racconta della provincia di Vicenza, questo grande volontariato variegato, come spesso dice anche l'assessore Lanzari, che è l'espressione della nostra comunità. Grazie. Ventitresima edizione di Azioni Solidali Vicentine, un grande momento per la nostra comunità, per i tanti volontari che ogni giorno si mettono a disposizione. Un incontro, un abbraccio, uno sguardo di gentilezza, sorrisi, strette di mano, queste sono le relazioni che fanno la differenza, che fanno i legami, che fanno territorio, che fanno comunità. Grazie di esserci stati con noi. Edizione di Azioni Solidali in Piazza Vicenza, nel salotto buono della nostra città, le associazioni che si mettono in mostra, ma soprattutto che creano collaborazioni, sinergie e relazioni. Questo è anche il momento per le istituzioni per ringraziare la grande famiglia del terzo settore del volontariato, presenti ogni giorno con noi nel garantire servizi, nel garantire assistenza, nel garantire aiuto alle persone più fragili, a chi ne ha più bisogno, e nel mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie professionalità, le proprie competenze gratuitamente per gli altri.
ringrazio per questa giornata importantissima organizzata dal CSV di Vicenza, che ha dato valore a tutto quella che è l'attività di volontariato. L'accoglienza è un tema molto importante, perché da quando è scoppiata la guerra in Ucraina la comunità si è spontaneamente candidata ad entrare in soccorso, quindi alcune famiglie sono partite, sono andate in Ucraina e hanno accompagnato qui in Italia, a Sandrigo, persone profughe appunto di guerra. È stata una bella iniziativa, insomma, fare un po' un sunto su quello che è stato l'esperienza dell'accoglienza in Ucraina, che per la mia famiglia è stata veramente significativa. Insomma, ci ha dato molto, abbiamo imparato cose nuove, abbiamo conosciuto una famiglia nuova e abbiamo stretto dei legami importanti e insomma, abbiamo dato il nostro contributo per bilanciare un po' queste brutte cose che sono successe nel mondo. Siamo veramente contenti di aver partecipato e di partecipare e condividere con il CSV Vicenza questo bellissimo festival che ci dà l'occasione anche di raccogliere le testimonianze di quello che è l'accoglienza diffusa alle famiglie che fuggono dalla guerra in Ucraina. E questa è un'esperienza di un impegno che il Dipartimento ha preso a livello nazionale attraverso la sottoscrizione di convenzioni con 14 enti di accoglienza e la possibilità di dare accoglienza ancora oggi a circa 3.000 persone che fuggono dalla guerra. Siamo alla 23esima edizione di Azioni Solidali, sono presidente del CSV di Vicenza, è la mia prima edizione, per cui insomma per me è una grande emozione essere qui su questa bellissima piazza insieme a tutte queste associazioni che la colorano non per il colore del proprio gazebo, ma la colorano di emotività e di lavoro e di volontariato. È un momento di collaborazione importante con il Centro Servizi del Volontariato. Abbiamo rinnovato il nostro accordo che avevamo sottoscritto nel 2018. Abbiamo fatto un cammino importante insieme, stiamo cercando e continueremo a cercare di dare un aiuto alle associazioni per adeguarsi agli adempimenti previsti e della regolamentazione prevista dagli enti del terzo settore. Il cammino è ancora lungo. Non abbiamo finito, presso il nostro ordine c'è una commissione apposita che segue gli enti del terzo settore e quindi i nostri colleghi specializzati in questo settore stanno dando una mano al CSV e continueremo a farlo per arrivare a dare un aiuto professionale importante alle associazioni della nostra provincia. Noi abbiamo accolto con grande entusiasmo questa proposta del CSV di Vicenza di firmare un protocollo d'intesa e di collaborazione che ci permetterà anche alle Proloco di fare un salto di qualità nelle nostre attività. Abbiamo 121 Proloco, stiamo facendo dopo il Covid tantissime attività. Abbiamo sempre i grossi problemi della parte burocratica. Questo rapporto col CSV sono convinto che ci sarà un aiuto e un contributo a superare momenti di difficoltà. Sono felicissima di essere qui presente e di partecipare a questo bellissimo evento a Vicenza. L'anno scorso ho rappresentato l'Italia al Junior Eurovision Song Contest ed è stata un'esperienza magnifica, però è sempre bello tornare a casa ed esibirmi anche qui davanti a tutte le persone che conosco. Dernier intervenant. Ça marche pas. Dernier intervenant, Miltos Sakelariou de Enzel, le réseau sur l'apprentissage socio-émotionnel. So, good morning. I know that the time. It's okay?
anyway, one more time, up to the moment to solve the technical problems of today. Just I want to greetings from South Aegean. I'm coming from Greece. And I am coming here with my double role. I'm a representative of Court of Appeal of South Aegean and of the president of Social Cooperative of Cyclades. So I don't know if my presentation is already up, but anyway, our island, Syros, is the capital of South Aegean, even from Dodecanese, not only for Cyclades, is based in an island that the civilization of Proto-Cyclades started 2,700 before Jesus, and it was the native place of the philosopher Pherekides, the teacher of Pythagoras. So it's heavy for us, the history, but we live with this, and especially at the northern part of Syros, if you visit one more time, you can see, something that perhaps you have already met to the history. So this is the Castri settlement, 2,700 before Jesus, and this is the simple place to live a philosopher in a cave. Actually, you can visit and you can see perhaps just a small panel. So from the ancient Greek history, we try to make a connection with the history of Encel network, and especially at the early period of 2017 that we start to work with different universities, especially with the University of Granada, the University of Évora, and other parts of organizations from all over in Europe, from Sweden to England and also from us, that we created tools about social emotional learning in different languages, in a platform that we own, and we implemented in a lot of schools in Europe. And also we had the opportunity to present in different conferences. Continuing to the same topic, actually we are involved with computational thinking and social emotional learning for elementary schools, teachers and students in 5 different universities, in 5 different countries, and also in Greece. And we succeed to implement with the Ministry of Education of Greece and also of Portugal to all the elementary schools of our countries. So we have created the tools, and the most important is the dissemination. When we speak about different projects, one more time, you have the question, and after I just close the Erasmus and we finish, what we will do after? With this question, we had come in Venice in November 22, after work that we have already started with the University of Rotterdam to find out the possibility to create a European network, how to continue our job. So those 4 students from the university, they stayed 4 months in Syros. We created a methodology and we just presented to Venice in 15th of November of 2022. So the methodology is based with the design thinking that is with specific methodology of Stanford University. You can succeed to create a prototype. And this prototype was something really very, very fruitful. And at the end of the day, after the presentation, something like here, but in the other venue of, Veneto region, close to the, we had the opportunity to be adapted, to be accepted, and to start
let's say, work with the European Network of Social Emotional Learning, especially inside the ENSA network. Actually, there are one more working group about social emotional learning and well-being, and we have the opportunity to create a platform with all the different partners from all over in Europe. And here you can see how does it work. And this is really nice because if you see, ENSA has different working groups, elderly, youth, family, etc. If we go to the ENSEL, you see that every year we have our annual assembly of ENSA, and there we have to do networking presentation of projects like our that we are doing now, thematic workshops, new ideas. We also promote new projects, and at the same time, we have also after inputs, intellectual outputs. We speak about good practices. I have heard a lot of good practices today here. We speak about databases. We create also databases and also new tools with digitalization and e-learning, etc. The question is how we can disseminate all those things, and for that, for us, it's very, very important to create local networks with universities, schools, local and regional authorities, NGO, etc., because by that, after all this kind of work that we do doesn't stop. If you don't implement in our communities, it doesn't make any sense. Okay, we have done 1, 2, 3, 5 more European projects, but we cannot gain from all those knowledge that we work together. So we speak also about well-being, and as you know from the Geneva Charter from well-being, we have to promote good governance, create health supportive environment in urban settings, achieve good quality of life to our citizens, to facilitate access to basic services on public and environmental health sectors, to engage also the community and stakeholders that work together, all together, about health and well-being. And all those to let's say, spread out in our communities. So I don't have the time. I know that it's not enough the time to speak about the development for a framework about inside the urban governments that we need to have it because, okay, we start from bottom-up politics, but at the end of the day, policymakers and also politics has a very big influence how they can make the frame to be sustainable and to keep going. So for us that we work in the field inside the community, we start from the school, from the classroom, we go to schools, we go to the families and caregivers, and at the end, we also involve the communities. And this is the holistic approach and not, let's say, just a project for a project. After 2022, I can show you now the map of Europe with a lot of new flags of participants to the ENSEL network. And this is really a snowball effect because even we succeed to go out of Europe, we are arrived and we achieved to be in Africa and to involve all the maritime countries around Africa, let's say St. Mauritius, Capo Verde, Pemba Island, Seychelles, etc., and to work together. And even just 2 months before, we had at the ENSA Annual Assembly a participation of partners from Capo Verde. And all those make us to have the satisfaction to have international cooperation with different projects and to implement in our communities the result of all those projects. So perhaps as you understood, for us like ENSEL Network, it's very, very important to all those good practices, educational materials, actions to we want to implement the life skills in a holistic way in our communities.
Otherwise, that makes sense. And this, as I told you before, we try to do it with schools, universities, communities, and organizations. And we have a specific place, a specific e-learning Moodle platform that we have launched it. And then all those things that we have co-created from different organizations from all over in Europe, by one click, you can have it. And this is very, very important for the dissemination. It's very, very important because you can give access to everybody in different languages, all the good things that you have worked and you have really felt proud from your results. And all those are already inside the platform that I'm speaking about. You can see there are more than 15 universities, organizations, and last year at 2 of March, if I remember well, I was by distance from Syros, and I was proposed just a new cooperation with Elisan Network, thanks to Annaline Bisson and Elena Kurtopasi. They invite me. So, okay, ENSEL Network is something that we do. We work, we cooperate with ENSA. We are part of ENSA. And Elisan, they do also about social inclusion also, and excellent work. And for that, we stay to this let's say, slide that we put it last year. The only thing that we succeed to do is that one. At our digital Moodle platform, at the ENSEL Network, we put that. And we wait from you all your good practices, all the database, everything that you can have to just upload it there. Okay, Elena, I'm stopping. I shouldn't be. And about the proposition that we have already in our agenda are new tools for European projects that are really involved for networking. About cost, the open call is 23 on October, and is for networks. And these are for 4 years, for 10 different organizations, and it's good to know how you can have the access of that. We will send you the presentation, and thanks for the invitation. Alors, une chose importante, ramenez vos oreillettes sur la table pour qu'elles puissent être rechargées. Sinon, je voudrais ajouter, j'ai une longue expérience des politiques sociales et de l'action sociale. La situation mondiale et européenne est extrêmement inquiétante et elle le deviendra davantage dans les semaines et les mois à venir. Mais ce matin, j'ai trouvé des raisons d'espérer. Parce que face à la violence et à la noirceur de l'homme, il y a l'intelligence et l'imagination et la volonté de bien faire des êtres humains et des femmes. Donc, c'est une raison d'espérer. Je vous remercie sincèrement avec Sylvie Carrega pour la qualité de vos interventions et la qualité de vos idées et de vos projets. Je voudrais également, parce que tout s'est bien passé, remercier Elena, Antonio, je ne sais pas où il est parti, Annalisa Bisson, qui n'est pas là, elle est plus souvent dans l'ombre, mais elle agit beaucoup. Merci, Antonio. Manuela Lanzarin, merci pour ta présence, Manuela, merci pour ta fidélité. Et bien sûr, Roberto Ciambetti. Et puis, vous avez un petit repas qui vous attend, Elena. Suivez Elena et Antonio, ils vous diront. Bravo pour la qualité de votre travail. Merci.